un'idea semplicissima, e io non sto qui a riprendere, e cioè che se abbiamo già dei percorsi che i residenti, i ciclisti di passaggio hanno imparato a usare come percorsi ciclabili, o ci sono dei percorsi che storicamente gli abitanti sanno che vanno usati, anche quelli che passano con le automobili, con una certa attenzione. Allora, mettere insieme un itinerario che da Aldagno, magari arrivando fino alle parti di Crespadoro, collegandosi anche con i Lessini, no? da quelle valli, un itinerario che consenta a chi vuole muoversi in parallelo sulle strade pedemontane, da Bassano all'Asolo, attraverso appunto strade che sono poco pericolose o conosciute, ecco, da non solo chi risiede nel territorio, ma da chi viene a visitarlo, che utilizza magari questi strumenti di navigazione come molti di noi abbiamo imparato a usare. Questa operazione, come dire, potrebbe portarci in poco tempo ad avere quel percorso, quella dorsale, che il piano regionale, come dire, non ci ha messo a disposizione su sede separata, propria. Ed è una dorsale che, come dire, sì, è un'infrastruttura che, come dire, possiamo cominciare a utilizzare, a pubblicizzare per diversi tipi di uso, non solo quello turistico, ma anche quello relativo agli spostamenti verso il lavoro, no? Bike to work, come si dice, in alcuni casi anche lo spostamento verso le scuole, e come dire, questo itinerario potrebbe diventare il punto di partenza di un ragionamento sul sistema urbano nel quale viviamo e sulla valorizzazione dei percorsi verso nord, no? Verso le valli, verso il piano di Esgaro, che sono percorsi che tutti noi facciamo, salite che, come dire, sono dei ciclisti appassionati delle vere e proprie destinazioni, ma anche a valle, lungo i fiumi, lungo i torrenti che abbiamo, dei percorsi che colleghino questo territorio a Vicenza e alle altre dorsali sulle quali la regione sta iniziando, come Treviso, Ostiglia. Io abito sui Colli Bellici, quindi, come dire, vivo in questo reticolo del territorio proprio da osservatore. Io, come avete capito, sto andando direttamente alle questioni operative, anche per rispettare l'obiettivo di rimanere all'interno delle 2 ore. Siamo appunto tutti informati degli obiettivi che abbiamo questa sera al tavolo, un tavolo molto operativo, vedo che sono arrivati anche gli amici bassanesi con i quali stiamo dialogando. Quindi ho saltato la presentazione di questa iniziativa, ma lo faccio adesso, come sono anche nel comitato scientifico dell'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, che aderisce all'ASVIS, questa alleanza nazionale che ha fatto partire 2 giorni fa il Festival annuale dello sviluppo sostenibile, come portavoce Enrico Giovannini, e come dire, è un'associazione che persegue una serie di obiettivi, tra i quali anche quelli di fomentare, di promuovere una mobilità sostenibile, ed è un'associazione presieduta da Giorgio Santini, che l'ha messa in piedi qualche anno fa, e io sono coinvolto, dicevo, nel comitato tecnico scientifico dell'associazione. Giorgio non può essere con noi perché ha avuto un'operazione, quindi si muove ancora con le stampelle, e come dire, a suo nome come dire, ringrazio tutti i presenti e ricordo ai presenti l'origine di questo evento, che è un evento promosso dalla Fondazione Palazzi Festali, dall'intesa programmatica che raggruppa i 30 comuni e le associazioni di categoria di questo territorio dell'Alto Vicentino, diciamo da Villaverna e Isola fino a Vaste Basse, insomma, da una parte, e i comuni lungo la strada che sale al piano del Fugazze dall'altra, Bandagno al quale c'è il vice sindaco di assessore di riferimento di Bandagno, eccetera. Però le iniziative che facciamo con l'intesa programmatica d'area dell'Alto Vicentino sono condivise con le altre 4
intese programmatiche che raggruppano i comuni intorno a Bassano, quelli intorno a Vicenza, l'intesa programmatica delle Risorgive, l'ovest vicentino, quindi la valle dell'Agno e del Campo, e poi c'è l'intesa programmatica, poi c'è il GAL che tiene sotto controllo quello che succede nelle aree montane. Quindi quello di cui parliamo stasera ha un interesse provinciale, un interesse che non riguarda solo l'Alto Vicentino, ma che attira è di riferimento per molte altre persone e istituzioni di questo territorio. Io partirei così, seguendo anche la scadenza che avevamo ipotizzato. Noi abbiamo 4 interventi di 4 autorevoli esperti nella materia ciclabilità e mobilità, che sono Sergio De Romedis, che invito qui al tavolo per la sua presentazione, che è responsabile della ciclabilità della provincia autonoma di Trento, quindi ha una lunga esperienza nella progettazione di strade ciclabili nel suo territorio, è uno che si muove sempre in bicicletta, è arrivato da Trento qualche minuto fa in bicicletta, e domani, assieme ad altri amici qui del tavolo, farà con me e con altri ciclisti qui presenti il percorso che da Schio, anzi dal Podere della Torre, quindi da Poleo, attraverso Sant'Orso, Calfrano, Chiuppano, Camisino, poi il passaggio che c'è per Calvene, Lugo, arrivare a Fara, Breganze, ci consente già di vedere quale potrebbe essere l'itinerario che già oggi, ripeto, usato dai ciclisti, che potrebbe essere riconosciuto dai comuni attraversati da questo itinerario in primo luogo, ma anche dalla provincia o per esempio dalla regione. Sergio ha scritto anche un bel manuale dei percorsi ciclabili, e dovrò tenerlo ancorato a terra, perché è talmente appassionato alla qualità della ciclabilità che qualche volta tende a fare più l'evangelista della ciclabilità che entrare nel profilo dell'esperto al servizio dei comuni. Io vorrei tenerlo, la sua lunga relazione sarà a disposizione di tutti, sono una cinquantina di slide che riassumono il suo punto di vista, lui ne presenterà solo una parte nei 20 minuti che adesso gli diamo a disposizione, poi possiamo interagire, quella parte nella quale lui fa vedere come eventualmente si può, denominare, classificare un percorso già esistente come ciclabile, anche se non è una linea di asfalto fatta di nuovo in un tracciato su. Ed è un primo intervento che ci introduce al tema del riuso delle strade secondarie. Poi ci sarà Stefano Munarini e Luca Velo, che dopo Sergio intervengono, sono 2 ricercatori dello IUAV, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, che frequentano questi territori da molti anni e che per primi hanno segnalato proprio al comune di Valdagno qualche anno fa e agli altri comuni dell'INPA questa idea di recuperare l'esistente, oltre a fare cose nuove, che ogni tanto bisogna farlo, come elemento di vitalità, di rigenerazione del territorio. Ci diranno come urbanisti come vedono appunto come leggono la scelta di recuperare, di dedicare alcune strade al traffico, alla mobilità, che loro chiamano attiva, no? Come vedono questa scelta dal punto di vista dell'interazione con i piani regolatori, con il modo in cui si vive, no? in questa città diffusa. Poi c'è un intervento di Francesco Seneci, facciamo così, che è un esperto che lavora da molti anni a Schio, ha lavorato con il comune, tuttora degli impegni, e in particolare con alcuni comuni dell'Unione Montana Pasubio sta adesso sviluppando un'idea di PUMS, di piano urbano di mobilità sostenibile, proprio per territori che non sono urbani, cioè quelli dei comuni più piccoli che sono allineati da tutte le strade che vanno su verso il Pasubio, attorno al Pasubio. E poi c'è Antonio dalla Venezia che concluderà il primo giro di ragionamenti, che rappresenta FIAB
Veneto, no? Quindi siamo tutti ciclisti, adesso non so, Francesco... Urbano e pigro. Ecco, c'è un ciclista urbano e pigro nel gruppo che è Francesco, ma gli altri sono tutti ciclisti, come dire, praticanti e come dire, Antonio porterà non solo la sua esperienza di tanti anni di volontariato all'interno di FIAB, ma anche, come dire, un'idea che ci aiuta a ragionare, no? Perché FIAB è convinta anche come organizzazione che questa idea del riuso sia, come dire, la soluzione meno costosa e più pratica rispetto appunto alla costruzione di nuove piste ciclabili. Quindi sentiamo queste prime relazioni, poi tutti i presenti sono autorizzati a chiedere cose anche di tipo tecnico, approfittiamo del gruppo che sarà sul tavolo, è una specie di gruppo di lavoro che rimarrà con questo territorio per qualche mese e ci aiuterà appunto a disegnare o a realizzare queste ipotesi, insomma, di mobilità attiva distribuita su strade già esistenti. Ovviamente questo non esclude che alcune iniziative di investimento dovremo comunque richiedere e provare a farle. Io sono salito da Arzignano, anzi da Montecchio fino a Valdagno sabato scorso e ho visto come è stata aperta la ciclabile che costeggia il nuovo la piastra di laminazione, quindi un bacino di laminazione vitrissimo, era una cosa spettacolare. Devo dire che la parte ovest, insomma, da Montecchio fino a San Quirico ormai, perché c'è la progettazione alla parte finale, come dire, ha a disposizione un'autostrada ciclabile, c'è qualche pezzo da sistemare perché è ancora come dire, un pavé tipo Parigi-Roubaix, ma insomma sistemato quello. Cose analoghe probabilmente, ne parlavo proprio con Marina Marino qualche giorno fa, bisogna pensarle sul plastico, perché come dire, c'è tutto il sistema delle zone industriali e dei percorsi che vanno da nord a sud, insomma da fare giù fino appunto alle sorgenti del Bacchiglione, che probabilmente merita di essere valorizzata come è capitato lungo il Qua, lungo l'Agno, nell'Ovest. Quindi non facciamo ragionamenti come dire, troppo tirati verso il riuso a tutti i costi, bisogna anche investire ovviamente su cose nuove. Detto questo, allora io guardo l'orologio in modo tale da cominciare a tirare le orecchie ai relatori quando stiamo registrando e c'è anche qualcuno che ha la possibilità di seguire questo evento da remoto. Sulla nostra pagina Facebook. Nella pagina Facebook di Fondazione Festari. Quindi ecco, siccome siamo un gruppo di lavoro, tutti voi potete chiedere non solo le relazioni che sono messe a disposizione, ma sarete coinvolti, ecco, ma li abbiamo registrato in tutto il lavoro di ragionamento, di sperimentazione che dovremo fare nei prossimi mesi. Quindi oggi è come il kick-off meeting un po' allargato di un progetto che però speriamo entro l'anno arrivi, come dire, a dei risultati concreti. La parola intanto a Sergio. Grazie, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Schio, pensate che quando ho scritto il manuale era uno degli esempi di buona pianificazione e ho visto oggi anche buona realizzazione. Il piano della mobilità che avevo fatto qualche anno fa, devo dire, oggi l'ho sperimentato in bici e ho molto apprezzato le corsie ciclabili e questo riuso delle strade, perché alla fine di questo si parla. Il tema di oggi è molto bello perché vuol dire riutilizzare le infrastrutture che già ci sono. Posso mettere la slide? Sì. Intanto mi presento, Sergio Dromedis, comunque c'è anche nelle slide, non perdiamo tempo perché io ho già messo il cronometro, è già passato un minuto. Mi occupo di ciclabilità ormai da 30 anni e io oggi tuttavia sono qui a titolo personale, non come responsabile dell'ufficio infrastrutture ciclabili e quindi diciamo quello che illustro oggi è il mio pensiero. Ottimo. Facciamo eventualmente alcune referenze, questo il manuale dove si può eventualmente trovare anche i concetti che diciamo oggi.
Il titolo di intervento di oggi è i benefici, i costi della ciclabilità e quali sono le alternative. Questo è il compito che mi è stato dato oggi da Paolo, che ringrazio anche dell'invito, mi complimento per la passione che ha e la voglia poi di trasformare in infrastruttura sul territorio e prodottino turistico ma anche per la mobilità in zona. Quindi i benefici della ciclabilità, direi siamo tutti un po' preparati su questo, andrei via molto veloce. Io dico sempre 7 buoni motivi per andare in bici: sicurezza, salute, congestione, risparmio, inquinamento, economia. Sì, per riguardo la salute e i costi, vedo che spero che chi fa comunicazione e anche la politica torni coi piedi per terra e si diventi razionali e si dia priorità ai problemi veri. Ci si sta accanendo a volte su questioni che non hanno numeri, ma abbiamo in Italia 40.000 morti all'anno per l'inquinamento dell'aria. E questo è un tema che non è trattato abbastanza, e in questa slide vediamo proprio quelle che sono le problematiche della salute. I bilanci regionali sono per un 20-25% destinati a spese sanitarie, quindi la mobilità attiva permetterebbe di ridurre naturalmente i costi. Io ho fatto con una simulazione per il Trentino, e se noi in Trentino avessimo aumentato di un 50% la gente che va al lavoro a piedi in bicicletta, vado a memoria perché l'ho tolta sta slide, ma è un dato che voglio dare, avremmo avuto un risparmio economico di qualcosa come 200 milioni di euro all'anno di salute, quindi spese sanitarie evitate. C'è HIT, un software dell'OMS che permette di calcolare il guadagno economico in salute che abbiamo per effetto della mobilità attiva. E muoversi in auto costa 83 centesimi di euro al chilometro, di cui 51 centesimi è il costo che ha l'utente, quindi chi usa la macchina, mentre 32 centesimi sono le esternalità. Questo è uno studio che è uscito un paio di anni fa, è molto utile perché ci permette poi di fare l'analisi costi-benefici. Ecco qua i benefici. La bici costa molto poco. L'inquinamento dell'aria, mobilità e trasporti incidono per un 25-30%, e la stessa quota è l'energia che mobilità e trasporti richiedono in Italia per far muovere gli italiani, di cui il 93% dell'energia per la mobilità è utilizzata per l'auto privata. E poi l'economia, questo 513 non sono milioni ma sono i miliardi di euro che vale la ciclabilità in Europa. È praticamente dello stesso ordine di grandezza del bilancio italiano, quindi una cifra incredibilmente alta. In Trentino, nel nostro piccolo, devo dire che è un dato confermato, perché da noi il cicloturismo nel 2009 valeva circa 100 milioni di euro all'anno, solo il cicloturismo. Se poi aggiungo spese sanitarie, risparmio che ha la famiglia andare in bici, insomma questi buoni 7 buoni motivi per andare in bici, arriverei a cifre molto ma molto più alte. Quindi davvero investire nella ciclabilità conviene. Questa è Bici Italia, abbiamo un piano nazionale, questo grazie anche a FIAB che si è impegnata molto, e abbiamo un piano che prevede parecchi, circa 20.000 km esattamente. Il Veneto, peraltro, siete stati bravissimi, perché se guardate la cartina è la regione che ha più incroci, anche più chilometri di ciclovie, anche nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche mi pare 4 progetti. E poi la qualità della vita, questa non si misura, però davvero pensare che questa piazza qui a Copenaghen, che vediamo nella slide, prima era un incrocio di macchine, ora è diventata un luogo di aggregazione, un luogo bello dove la gente può rifare ancora relazioni di cui abbiamo estremo bisogno, poi lo sport, eccetera. Questo è un modo per muoversi, la cargo bike, invece che in un centro storico consegnare le merci in questo modo. Questo camion, sì, guardavo che fosse la stessa, credo io, l'ho seguito a
ha consegnato un plateau di yogurt, una merce così, e guardate, è un veicolo da 35 quintali e tantissimi metri cubi di volume. Queste mamme stanno trasportando 4 bambini, quindi è un veicolo con 5 persone. Adesso il mio intervento è laico, però mi ha fatto molto, ha suscitato molto del mio interesse vedere che anche il Papa è entrato in questa, con l'enciclica del 2015, è entrato anche lui nel tema della mobilità. In ben 6 punti lui ha citato proprio i trasporti, le strade, le troppe auto come un problema. Quello che vedete tra parentesi è il versetto dell'enciclica in cui lui dice questo. Quindi mi viene proprio da dire, ma se anche le guide spirituali di un paese si sono interessate al problema della mobilità, vuol dire che davvero è un tema molto ampio. Purtroppo ne parliamo ancora poco. Ci concentriamo su tematiche come morti sui cantieri, che è un tema sicuramente importantissimo, ma ha un'entità che è un quarto degli morti che abbiamo negli incidenti stradali e un 60° delle morti che abbiamo per l'inquinamento dell'aria. Quindi io credo che le pubbliche amministrazioni, la politica e chi fa comunicazione deve darsi delle priorità. La mobilità è un problema grossissimo di cui si parla troppo poco. E anche Agenda 2030, pensate che la ciclabilità agisce su ben 11 dei 17 obiettivi ONU. Ho voluto tenere questa, in realtà ho voluto tenere tutta questa qua, perché mi piaceva questa, visto che l'evento è stato organizzato da SVES e dalle associazioni per lo sviluppo sostenibile. Scusate se le dico perché non conosco le vostre qua in Veneto, però gli obiettivi ONU sono importantissimi. L'evento di oggi è stato realizzato con loro e questa slide fa un po' da anello di connessione. Guardate che non l'ho fatta io, in realtà questa connessione, il fatto che la ciclabilità agisce su 11 dei 17 obiettivi ONU, deriva da una ricerca scientifica che eventualmente vi posso dare. E poi il 3 giugno ricordo che è la giornata mondiale della bici, è stata istituita dall'ONU nel 2018. Adesso veniamo a un po' il tema di oggi, che è la parte proprio del dire, bene, i benefici sono questi. Le ciclabili costano, sono delle infrastrutture come le strade, come le scuole, le ferrovie, sono un'infrastruttura in linea costituita da piste ciclabili, percorsi da mountain bike, ma questi non hanno degli standard, quindi li trattiamo in maniera diversa, ma attenzione anche ai cicloparcheggi, non solo le piste ciclabili, la multimodalità, la manutenzione e la gestione. Solitamente questo spetta all'ente pubblico, con le tasse, con i bilanci nazionali e locali, l'ente pubblico fa e gestisce le infrastrutture che però hanno un costo. Qual è il costo? È estremamente variabile. Una ciclabile può variare da 100 euro al chilometro a 100 milioni di euro. Quindi io non entro adesso a dare dei costi perché è molto variabile, perché se guardo quanto costa un ponte ciclabile lungo 1 chilometro abbiamo costi, o una mensola a sbalzo abbiamo costi molto elevati. Se dobbiamo fare una ciclabile in un prato abbiamo costi dell'ordine di 100.000 euro al chilometro, se dobbiamo fare una riga per terra abbiamo costi dell'ordine di 100 euro al chilometro. E quindi è molto variabile. È evidente quindi che dobbiamo darci delle priorità, e i soldi pubblici sono preziosi, vanno usati bene e al meglio. Quindi cosa si fa? Ci si fa delle domande, si pianifica e poi si progetta. E mi chiedo queste sono le 5 domande che solitamente consiglio a chi amministra e anche al tecnico nella fase iniziale dell'idea, di domande che si deve porre. Quindi io scopro il percorso, voglio fare un percorso per la mobilità, per il turismo o per tutti e due. Poi organizzazione dello spazio, moderazione del traffico, integrazione o pista ciclabile in sede propria separata, destinazione d'uso, ciclabile o ciclopedonale, standard di qualità e l'ultimo punto,
importantissimo, e questo distingue un po' quella che è l'infrastruttura ciclabile dalle altre infrastrutture, ne parlavamo prima con Antonio della Venezia, è la comunicazione, perché quando io faccio un'infrastruttura ciclabile devo anche insegnare alla gente a usarla, dire che c'è, ma anche dire usala. Quindi dobbiamo togliere le macchine, le persone dalle macchine, metterle in bici e farle andare sulla ciclabile. E adesso lo dico in maniera quasi violenta, ovviamente dobbiamo mettere tutti in condizione di scegliere con degli incentivi. Quindi, tornando, oggi è il kick-off di questa idea progetto, quindi prima domanda sarà questa: lo scopo del percorso, si vuole fare mobilità, turismo o un percorso per tutte e due le funzioni? Io ovviamente consiglio l'ultima, tutte e due le funzioni se è possibile. Guardate che poi questo ricade anche nella progettazione, perché la mobilità richiede percorsi diretti, il cicloturista richiede percorsi belli, può fare anche una distanza che è doppia, purché sia bello. Quindi ottemperare a tutti e due gli obiettivi richiede dei compromessi e delle scelte diverse. E poi il tema di oggi vero e proprio è come organizziamo lo spazio. Quindi 3 scelte. Prima di fare una pista ciclabile, io dico sempre, guardiamo se si può fare qualcos'altro che richiede meno spazio, suolo, e che costa meno e che funziona. Quindi le scelte sono 3 in ordine proprio di, come dire, di costo ma anche di qualità. Ovviamente una pista ciclabile in sede proprio separata ha un livello qualitativo molto maggiore che non un percorso promiscuo auto, bici e magari anche pedoni. Quindi la prima scelta è la modellazione del traffico. Moderazione del traffico vuol dire promiscuità auto e bici, e la posso fare dove ho traffico e velocità bassi. Cosa sono concretamente? Sono ad esempio le zone 30. Avere un impatto del corpo umano di una persona in bici o a piedi con un veicolo che va ai 30 all'ora equivale a cadere dal primo piano, quindi equivale quell'impatto a un volo di 3 metri, dove ho una probabilità di morte inferiore al 10%, quindi un rischio accettabile. Un impatto ai 30 all'ora equivale a cadere da 10 metri e probabilità di morte un caso su 2, 50%. Un impatto ai 70 all'ora, prego? 50. 50. Avevi detto 30 per cui avevi... Scusate. Vuol dire che siete tutti attenti. Grazie. Stiamo anche toccando ferro, ovviamente. Sì. Qua siamo fermi, no? Quindi in teoria siamo tranquilli. Un impatto a 70 all'ora equivale a cadere dal terzo piano, 15 metri, probabilità di morte è superiore al 90%. Ecco quindi ecco perché le zone 30 non sono slogan. 30, 50 o 70 km/h è questione di vita o di morte. Il corpo umano è dimensionato da quando eravamo ancora cacciatori per assorbire urti ai 30 all'ora. Poi ci sono le aree pedonali, le strade, le zone residenziali, che ho visto che anche qua ce ne sono. Altri elementi come lo sfalsamento altimetrico, molto importante, dove per rallentare i veicoli faccio un rialzo della pavimentazione stradale. Sapete bene che questa la posso fare, ci sono delle circolari del Ministero, se è un percorso preferenziale per i mezzi di emergenza deve essere lunga almeno 10-12 metri. Se invece è una strada residenziale posso fare larga 3 metri, quel tanto dell'attraversamento pedonale. È anche molto comodo il sfalsamento altimetrico perché permette ai disabili di rimanere sempre in quota. Quindi non hanno quel fastidioso scivolo di discesa, loro rimangono sempre in quota, la macchina invece deve salire e è costretta a mantenere la velocità. Le porte di accesso, le deviazioni di careggiato, anche questo è molto interessante, qua ne vediamo una in entrata, il veicolo è costretto a rallentare prima di entrare in paese. Incroci moderati, mini rotatori, attraversamenti protetti,
e si potrebbe continuare. Questa moderazione del traffico, nata a Delft in Olanda verso la fine degli anni 80 del millennio scorso, ormai sono tecniche collaudate ma che in Italia fanno fatica a decollare, anche se da voi ho visto che ci sono alcune applicazioni interessanti. Quindi, prima cosa, se io faccio questo posso avere bici e veicoli a motore nello stesso spazio, non serve separare niente. Tutti condividono gli spazi perché alla fine le macchine vanno piano. Se invece vediamo che, come dire, non riusciamo a fare la moderazione del traffico, allora dobbiamo iniziare a ragionare sugli spazi e dire, allora inizio a riservare uno spazio alle biciclette, senza però una separazione fisica, e quindi faccio la cosiddetta integrazione, dove bici e auto dispongono di spazi ben definiti ma senza separazioni fisiche, le cosiddette corsie, le corsie ciclabili o le piste ciclabili su corsie riservate. Allora voi qua giustamente a Schio avete la pista ciclabile su corsia riservata perché fino al 2020 si poteva fare solo quella in Italia, quindi giustamente c'è quel rigone giallo largo 30 cm, lo spazio da 10, la riga bianca da 12, quindi è un rigone che è così. Adesso con la legge 120 del 2020, quindi Covid, con le leggi dopo post-Covid, è stata introdotta invece la corsia ciclabile che può essere valicabile o invalicabile, quindi non più un rigone così largo, non è più una corsia riservata alle bici, quindi analoga a quelle che abbiamo riservate per gli autobus, per i taxi, previste allora che c'è la strada, ma proprio una riga come una corsia stradale normale, quindi è più stretta ovviamente. E la cosa bella, se sopravviverà alla modifica delle cose della strada, è che può essere anche valicabile, quindi se la strada è stretta per brevi tratti posso condividerla con i veicoli a motore. E questo è un esempio recente fatto a Villa Ragarina, dove la corsia ciclabile ha permesso di risolvere un problema difficile. Qua finiva la pista ciclabile, dovevo in qualche modo far collegare la bici che viene da questa parte, si vede il mouse? Sì. Farlo andare sulla corsia stradale con un attraversamento. Quindi allora, chi veniva da questa parte va dritto e passa in maniera senza accorgersene, entra direttamente in pista ciclabile. Chi veniva da questa invece deve fare un attraversamento. Quindi è stata fatta questa aiuola che difende la bici che viene in questo senso da un eventuale veicolo a motore. C'è una deviazione di careggiata, quindi una sorta di chicane, e poi c'è l'attraversamento rialzato, scusate, c'è l'attraversamento ciclabile, la corsia invalicabile che poi diventa valicabile con casa avanzata e strada 30. Questo è un esempio. Queste cose qua non costano niente perché sono righe per terra. Immaginatevi cosa vuol dire invece fare una pista ciclabile in sede propria dove devo espropriare, non ho posto perché qui la strada è larga 6 metri. Poi questa va un po' migliorata perché c'è il problema che mi butta dentro le bici, però no, il concetto c'è. E poi l'ultima opzione, la separazione. Quando non è accettabile la promiscuità o la corsia ciclabile, ma serve separare fisicamente le biciclette dai veicoli a motore, allora faccio la pista ciclabile in sede propria, che è quella che tutti noi conosciamo, fisicamente separata con un separatore largo almeno 50 cm, invalicabile, questo ci chiede la norma, il 556, il decreto ministeriale 557/99, e questa qui una corsia proprio, una strada proprio dedicata alle biciclette. Ecco quindi la risposta un po' alla giornata di oggi, e concludo. Riuso. I primi due esempi sono esempi di riuso di infrastrutture esistenti, o con la promiscuità o dedicando uno spazio della piattaforma stradale alle biciclette. Il terzo esempio, ovvero la pista ciclabile in sede propria, è evidente che non risponde alla richiesta di riuso. Poi gli standard di qualità, attenzione a fare anche le cose belle, di qualità, architettonicamente
accattivanti. Questo è il ramo del Melo, è un sovrappasso. Qui vogliamo farvi fare un sottopasso molto insistito, perché questa è una linea di demarcazione tra un'area agricola intensiva e estensiva, quindi questo rappresenta il ramo di un melo, le vecchie mele canade della Valle di Non, che venivano sostenute da dei paletti di nocciolo. Questo è il ponte di legno, e il frutto è la mamma, il bambino, l'anziano che attraversa questa strada in sicurezza, strada molto pericolosa. La depurazione del ciclista, vasca di depurazione, anche qui un esempio di riuso. Invece che demolire questa vasca di depurazione che affonda a 12 metri una vecchia IMOF, ho detto cavoli, la bonifichiamo e facciamo entrare le biciclette e facciamo la depurazione del ciclista. Questi sono dei letti di essiccazione, qui siamo a Cavareno, c'è un grande odore, quindi uno capisce subito cosa succede. E qua simuliamo un po' il collettore fognario di colore marrone. Il ciclista entra nella vasca e passa dal colore marrone al verde smeraldo delle acque È una parte asciutta della vasca. Sì, è asciutta. E qui aveva messo il tavolo, alla fine l'abbiamo tolto, abbiamo messo una panca perché c'è il depuratore, quindi c'è proprio odore. Però abbiamo voluto anche sfruttare un po' questa cosa per un ultimo minuto. La segnaletica, anche questo è importante per questo lavoro, perché non si guarderà di evitare infrastrutture ciclabili che costano, ma la segnaletica è fondamentale. A ogni angolo, ogni metro dobbiamo mettere qualcosa. Guardate che in bici è incredibile, ma chi non conosce i luoghi deve essere condotto metro dopo metro. Abbiamo gli smartphone, però è una distrazione, tu devi guardare la strada, e quindi se vedi per terra il filo d'Arianna, noi lo chiamiamo, il segnetto per terra, o il cartello marrone che ti dice dove andare, è fondamentale. Cicloparcheggi, perché anche mettere la bici è importante. Abbiamo fatto tanti chilometri oggi, ma gli ultimi 2 si sono dovuti fare in macchina perché c'era il problema di parcheggiare la bici. E poi anche contabici, altro elemento che vi ho butto lì, strumentini. Questo costa 1.500 euro, questo costa già un po' di più, però è importantissimo misurare i passaggi, perché ci permette poi di dire quanti ne sono passati. Ogni anno posso stimare le lunghezze, i chili di CO2, eccetera. E poi la promozione. Questi non sono stati costretti ad andare in questo modo, non è vero che sono più pulite le strade perché è più sporca la ciclabile, eppure loro, di loro spontanea volontà, vanno al lavoro a portare i bambini all'asilo in queste condizioni. Qua purtroppo non siamo in Italia, evidentemente se lo fanno loro possiamo farlo anche noi. Senza formazione, informazione, promozione, la ciclabilità non decolla. Una prima in assoluto è l'LBWQ, il Long Bike to Work. Adesso vogliamo, per arrivare a trasformare gli italiani un po', a diventare un po' così, ma voi veneti non ne avete bisogno perché siete bravi, spartani, e, insomma, si vuole fare questo un po' questo logo e anche questo gruppo di persone che fanno viaggi lunghi per andare al lavoro. Quindi non chiedetemi cos'è lungo, perché dovremmo stabilirlo 10, 20, 50 km, ma probabilmente chi fa più di 10 km al giorno per andare in bici avrà questo simpatico logo e potrà fregiarsi di dire io vado al lavoro in bici su percorsi lunghi. E infine sì, il riuso delle strade è possibile, quindi sì, costa poco, richiede comunque una buona progettazione per individuare tracciati migliori, gli interventi di moderazione del traffico, soprattutto le velocità e gli standard. Mi scuso se ho sforato di qualche minuto. Ti porto via il microfono, ma non perché pare che abbiamo capito tutti. Vorrei che potessimo vedere tutti i relatori, perché ripeto, resteranno in contatto con noi nei prossimi mesi, e mi sembra che Sergio abbia messo sul tavolo la sua esperienza e anche idee come l'ultima che io condivido. Io sono uno che ha le sue meriti, se deve andare spesso a Venezia, io un pezzo lo faccio in macchina e poi non in bicicletta, però se devo andare a Padova mi piacerebbe poterci andare in bicicletta. Ovviamente bisogna avere, come nel suo caso quando è arrivato da Trento, almeno una doccia o comunque una possibilità di ricomporsi prima di partecipare a un meeting o un incontro. Questo tipo di idee, cioè, ovviamente chissà quando arriveranno, però insomma per una parte di noi sono già realtà. Io chiederei a tutti di tenere in riservo le domande.
punte, in modo tale che andiamo anche veloci a, come dire, visto la distanza e la fatica che ha fatto per arrivare qua, ho lasciato qualche minuto in più, ma tutti gli amici lo sanno, a Sergio, perché era giusto far così, ma chiedo agli altri appunto di rimanere nei tempi, in modo che vediamo il quadro delle competenze che abbiamo a disposizione, poi li interroghiamo, perché siamo qui tutti, e poi tra l'altro Antonio ti chiederò di cedere 5 minuti a Matteo Buscovita, che è qui, che è autore di un sistema di classificazione delle salite sui bellici, che secondo me è, prima che scappi perché ha un impegno, è bene che intervenga anche lui a dire, a mettere a disposizione del nostro territorio un'idea che è quella appunto della classificazione dei percorsi dal punto di vista della loro difficoltà, che è un altro degli elementi utili insomma, nella discussione. Stefano Unavin, universitario. A partire da qui, intanto mi inchiodo qui il microfono così non me lo freghi, uso questo, sto scherzando, se no si parte delle immagini. Io ringrazio Sergio perché ha già anticipato una serie di questioni tecniche sulle quali è inutile ritornerò a dimostrare alcune immagini, più fotografie, meno disegni, ma che riprendono le cose che già ha mostrato Sergio. Quello che ripresenterà una riflessione che in questi anni sto continuando a fare continuamente assieme a alcuni miei colleghi e in particolare con il ricercatore e docente di UAP, sempre il mio collega Luca Velo, che vedete seduto là. Dico subito appunto anche perché è un po' diverso dall'intervento che ha proposto Sergio. Perché noi siamo degli urbanisti, progettiamo, siamo verificatori urbanisti, insomma, ci occupiamo di città e progetto urbano, ci occupiamo di mobilità e di quella che io preferisco appunto chiamare mobilità attiva più che mobilità lenta, perché per esempio penso che la bicicletta sia agile, veloce e non necessariamente può essere rapidissima, in città è molto rapida e veloce, soprattutto se messa in connessione anche con la mobilità pubblica, se posso salire in treno, salire in autobus, lasciare da qualche parte, fare un pezzo a piedi, la bicicletta non è lenta ed è molto efficace, efficiente. Questa è una cosa che dobbiamo ribadire nel nostro paese, perché invece sembra che la bicicletta, io dico sempre, sembra che quando io vado in giro in bicicletta stia cazzeggiando, scusate, no? E se invece uno mi supera con un SUV, lui sta producendo PIL, no? E questa cosa a me non sta bene, perché anche se vado a piedi, se vado in bicicletta, se vado in treno, se vado in autobus, sto producendo PIL come lui. Questa è una cosa che, scusate, ma insomma ci tengo. Dicevo però, noi siamo urbanisti, ci interessa città, il territorio, ci interessa parlare di mobilità perché la mobilità è un diritto inalienabile della persona. Questa è una cosa anche, non dobbiamo dimenticarci, cioè, non è sempre stato così, non è sempre stato così. Io ho fatto un esempio sempre, mio nonno è un contadino, probabilmente il suo raggio d'azione era se tutto andava bene andavo una volta a settimana al mercato a 3 km, lui era di Noale, dalla casa andava. Il tema della mobilità per lui era quasi irrilevante, diciamo, no? Noi giustamente pensiamo di abitare in una società dove la mobilità è un diritto inalienabile. Non è così in molti paesi del mondo, per chi non lo sapesse, un cittadino cinese non è libero di muoversi dove vuole. Un giovane studente cinese non può andare a studiare dove vuole. Sono più di 1 miliardo di persone e è una dittatura e ha deciso che se tu abiti in una città stai a studiare in quella città e non può essere che 500 milioni si spostano a Pechino a studiare. Cioè, c'è anche una ragionevolezza in quella loro rigidità, no? Però cioè, per loro non è la mobilità un diritto, per noi sì. Noi pensiamo che muoversi sia un diritto. Vogliamo mantenerlo, ma vogliamo che questo diritto sia di tutti. Appunto, chi può permettersi di spendere intorno agli 8.000-10.000 euro all'anno per mantenere un'automobile, perché questo costa mantenere, sia una giovane coppia che per esempio cerca di risparmiare almeno uno di quei, cioè no, almeno a metà, insomma, non avere necessariamente 2 automobili e li voglia spendere da un'altra parte, una famiglia che voglia dedicare quei soldi per investire per il figlio, non so, per avere un'attività economica piuttosto che spendere su un'automobile, quindi muoversi. Per tutti questi motivi ci interessa la mobilità, perché fa bene alla salute, l'ha detto già appunto che mi ha preceduto. A me piace ricordare questa definizione che fa questo neuroscienziato che si chiama Omara, dice, in fondo dobbiamo anche ricordarci che noi umani siamo dei dispositivi cognitivi mobili, cioè ci siamo evoluti anche grazie al fatto che ci muoviamo nel paesaggio, nel mondo. Il nostro corpo
è un'espressione un po' strana, un dispositivo cognitivo mobile, no? Però un po' così, non siamo un computer fisso, siamo mobili. Impariamo muovendoci, impariamo un'esperienza del mondo muovendoci. Allora questa cosa qui è anche molto interessante. Fa bene all'ambiente, fa bene alla città, questo mi interessa molto, abbiamo stato qualcosa già Sergio, lo sappiamo bene, fa bene alla città nel senso che è uno strumento per migliorare, per migliorare la nostra città. Sappiamo che negli ultimi decenni invece c'è stato un processo che io definisco appunto di autostradalizzazione, cioè di adeguamento dello spazio urbano all'automobile, la forma delle nostre città, delle strade ma anche dello spazio, la distanza tra gli edifici è stata, come dire, determinata dalle esigenze tecniche dell'automobile. Basta che mostrare con immagini, no? Diamo per scontato che una strada di 12 metri sia 10 metri dedicati ad automobili, se va bene, e uno dedicato a chi va a piedi, dove i 10 metri sono metà per muoversi e metà per parcheggiare, che in realtà sono dei garage all'aperto. No? E anche qui nulla di scandaloso, basta mettersi d'accordo. Se questo è un cortile condominiale dove quelli sono garage, allora quella non è più una strada, è un cortile condominiale dove si va a 30, si va a 20, si va a 10, dove non c'è la strada, no? Cioè, è uno spazio condiviso dove, siccome siamo in città non abbiamo i garage ogni palazzina, la strada diventa un garage. Abbiamo adeguato il nostro paesaggio alle strade. È una storia lunga che ci ha portato anche a dimenticare alcuni spazi della nostra città che girano le spalle, per esempio, non so, ai fiumi dove sono cresciute, no? Che si rivolgono solo sulla strada. E abitiamo in questo territorio che noi lo studiamo ormai da una quarantina d'anni, diciamo, e quindi di questo parliamo. Sappiamo che abitiamo, noi un po' tutti qui, abitiamo in situazioni come queste, ma abitiamo anche in situazioni come queste, abitiamo non strano modo, particolare modo di abitare il nostro, particolare, no? Né bello né brutto, né migliore né peggiore. Non mi piace sentire dire, ma noi qui non possiamo fare quello che... No, abitiamo in un modo assolutamente particolare. È una multipoli, ma non piacciono chiamarla megalopoli, metropoli, perché non c'è un unico polo che vince sugli altri. Ognuno di noi, quando io chiedo agli studenti, scusa, da dove vieni? Da Vicenza. Vicenza, ditemi un nome, da Quinto Vicentino, ma non proprio da Quinto Vicentino, dalla contrada Santo Osvaldo, ma non proprio dalla contrada di Santo Osvaldo, dalla via che sta dietro, no? E abitiamo in questo territorio ed è un modo particolare di abitare e anche di muoversi. Allora in questa situazione mi pare che appunto le cose che diceva anche Dell'Omez sono alcune, noi possiamo andare sulla specializzazione, quando serve è necessario. Ci sono situazioni in cui abbiamo lo spazio, abbiamo la possibilità, abbiamo le condizioni, abbiamo questo è un viale a Mestre, quando ancora sapevamo disegnare le strade, questo è un viale con doppio filare di tigli, e quando un viale si chiamava viale perché aveva gli alberi. Adesso a Mestre, 30 anni fa, abbiamo fatto una strada che si chiama Viale Ancona, io vi risparmio la fotografia perché è uno stradone largo 20 metri dove un albero non si vede neanche, poi il canocchiale, no? E dove ovviamente d'estate è impossibile camminare a pedalare perché ti sciogli dopo 500 metri. Allora c'è spazio, la possibilità, faccio così. Queste sono fotografie che ho fatto in Svizzera durante il viaggio recente. Mostro questo solo per dire ovviamente quando c'è spazio, c'è bisogno, è una statale, è meglio separare, va bene. Vi segnalo solo questa per dirvi che ho attraversato la Svizzera con la famiglia, 500 km dalla Germania alla Francia, con il figlio davanti, ormai 18 anni, 17-18, quindi però non mi sono mai sentito, come dire, insicuro, no? L'ho lasciato tranquillamente davanti, sia quando c'era la ciclabile, sia quando non c'era, perché dopo vedremo, perché anche quando c'è condivisione, che è un'altra strategia che dovremmo seguire, ha ragione, no? Non possiamo sempre separare, sia perché non abbiamo i soldi, non abbiamo spazio, ma io dico anche non è neanche giusto. Io lo dico come ciclista, non voglio vivere sulla riserva indiana delle ciclabili, no? Ho diritto di stare con gli altri sullo spazio pubblico della strada, lo spazio pubblico della strada, che è quella roba che vediamo di fuori, che paghiamo tutti con le nostre tasse. Allora, la condivisione, che vuol dire sia i UNERF, sia le area 30, quando è possibile, ma vuol dire anche tutte queste nuove cose che abbiamo imparato, stiamo imparando a fare. Quelle che vedete sopra sono quelle che vedete sotto sono in Olanda, dove anche prima del Covid si cominciava a fare questa appunto la corsia condivisi, cioè dove devo supero, ma
Questa appunto invece è una fotografia che ho fatto in Svizzera l'anno scorso proprio perché potevo lasciare il figlio davanti a fare da guida e divertirsi a seguire la traccia sul GPS, perché la condizione era questa: c'era la casa avanzata, c'era lo spazio, c'era il semaforo dedicato, non perché, oppure perché c'è anche questa condizione, cioè certe condizioni non era sempre ciclabile, non era sempre 2 metri, però il furgone delle poste si è allargato, aspettato, è passato quando si poteva passare. E anche in Italia queste sono un po' di fotografie prese da Street View vicino a casa. Street View perché non sempre riesco quando pedalo a fare fotografie, se no mio figlio mi sgrida perché papà mi sento a fare fotografie, allora devo anche... allora Street View però il 30, il segnale, cominciamo ad avere certi strumenti. Questa che vedete qui mi interessa questa perché è una strada secondaria che collega 2 paesi, Nermi e Martellago. Hanno 2 grandi strade provinciali dove si va in automobile, ma questa era una strada di campagna, chiamiamola così, che è diventata la ciclabile, ovviamente con diritto di accesso ai residenti, al contadino, al trattore, non è vietata, no? Però è diventata la ciclabile. Queste cose stanno anche in questo piano a cui ho lavorato 2 o 3 anni fa, che adesso come il Ministero, non so dove sia finito, sappiamo che è lì al Ministero, ma diciamo che in questo periodo non è molto. Però lavoravamo sul modello della condivisione dello spazio stradale. Terza linea che mi interessa ancora di più, se possibile, da urbanista e architetto, come dicevo, da chi abita in questa regione. Da un po' di anni stiamo lavorando sull'idea che bisogna far emergere e valorizzare quella rete infrastrutturale minore fatta di strade, vicinali, strade bianche, calarecce, argini, trattori, sentieri. Questa cosa mi interessa molto, far emergere quello che io definisco un labirinto di libertà, perché è questa cosa qui. Adesso provo a spiegarmi. Quando noi diciamo monti una carta stradale, più o meno tutti noi avevamo, almeno finché prima dei GPS, avevamo tutti in macchina che si spargiva sotto il sole la grande stradale d'Italia, giusto? Nord, centro, sud, insomma, tutti quanti ce l'avevamo. E la grande stradale d'Italia rappresenta così la rete stradale. Ma in realtà, se lo guardiamo bene, queste sono le strade, sono le autostrade, cioè tendenzialmente le strade che percorriamo in automobile, okay? Anche quelle gialline e arancioni. E in questa mappa sembra che qui dentro questo bianco qui sia il vuoto. Non è così. Se io faccio questa stessa porzione di territorio e disegno tutte le strade, ho questa immagine qua. Molto più fitta, è chiaro qual è il punto? E perché questo mi interessa all'urbanista? Cavoli, sono 2000 anni che qui costruiamo strade. I romani, i monaci, gli aristocratici veneziani nel 500, poi è passato Napoleone, poi che non costruisca strade, poi è passato gli austriaci, poi che non costruiscono strade, poi lo Stato unitario che costruisce eccetera, e poi gli argini, e poi i contadini con le loro caralecce, e poi i sentieri, i trosi, la transumanza. Allora, questa a me sembra una cosa molto affascinante. Questa parte di mondo non è tutto così, Se vado in Sardegna non è così, se vado in Sicilia non è così. Qui abbiamo questa parte di mondo dove abbiamo una ricchezza, e quello dico agli amministratori, a chi si interessa non solo di mobilità, no? È un elemento identitario del nostro territorio, questa ricchezza di percorsi minori, ridotti. Se ci aggiungiamo i corsi d'acqua, che sono questi, un tema sul quale dobbiamo fare tutti attenzione, no? L'acqua, cambiamento climatico, rischio idraulico, siccità, eccetera, una rete incredibile. Allora abbiamo, e questa è un'immagine relativa a un tratto della Pedemontana, visto che questa riconoscete forse il Montello e l'area del Prosecco, insomma. Quindi questi corsi ce li abbiamo anche, non solo in pianura, ce li abbiamo anche nelle parti, no? E qui siamo sull'area, su un transetto della Pedemontana e riconosciamo che è fatto di strati, tra cui questi reti minori, che è molto fitta. Qui vabbè, non mi soffermo su questi schemi che forse se no ci portano lontano, ma è un tentativo di dire appunto anche nell'area pedemontana abbiamo delle assi trasversali, degli assi che corrispondono alle valli sulle quali lavorare. Allora bisogna riconoscere, mappare, indagare, misurare e verificare questa rete minore, che è tantissima ed è bellissima. Qui vi mostro solo alcune immagini, scorro, ed è una rete che abbiamo cominciato ad esplorare. Molti l'hanno scoperto durante il Covid, ma molti di noi, riguardo appunto la Fiat, o chi paga in bicicletta
è da decenni, no? Conosciamo questa rete, una rete che si comincia a percorrere a piedi, che molte persone scoprono, che ci permette di scoprire il nostro paesaggio. Questi sono gli argini dell'area della bonifica, ci fa scoprire come sia un paesaggio costruito. No? Questo è un gruppo che dalle mie parti si chiama Batemo al Troso, questo gruppo, perché siamo nel Veneto, ci capiamo cosa vuol dire, insomma, rivendichiamo il diritto di camminare lungo gli argini, no? E questa riscoperta di poter camminare lungo l'argine è un altro tema che adesso sembra normale perché il Covid ci ha fatto un po' tutti riscoprire questa cosa, ma 2 o 3 anni fa non era così. E questa cosa a me interessa sia perché è una pratica sociale di condivisione. Si condivide una pratica organizzata o meno, questo è un manifesto della FIAT, quello di prima era una pagina Facebook di un privato cittadino, e mi piace molto il fatto che è sortita in un'epoca attraverso i social, soprattutto ci si scambia questa informazione, sta diventando un sapere condiviso. A me piace molto questa cosa. Ci sono interi pagine di Facebook o siti o no, gruppi WhatsApp che si scambiano l'informazione, è un sapere condiviso, non è un sapere che viene dall'alto, non c'è solo un ente che mi dice no, c'è quel percorso, è un sapere che sta... Questi sono alcuni dei percorsi lungo, attorno e sopra i colli Euganei, è un esempio, no? Cioè, certo sappiamo che è un parco, ma è diventato parco anche proprio perché le persone lo vivono come parco, perché lo rivendicano come parco, perché scoprono questi percorsi a piedi, a camminare, chi va in mountain bike, chi va su gravel, chi va in bicicletta da corsa, chi va a piedi, allora, e ci si scambia informazioni. Questa è una cosa che trovo molto bella, perché sta nascendo un sapere ulteriore nella nostra regione, c'è una riscoperta, no? Queste altre mappe, proprio mappe condivise. Questa è la mappa del gruppo che vi dicevo prima di Batemo al Troso, perché hanno battuto a piedi tutti i fiumi di risorgiva, perché nella parte bassa della regione dove abito io, per capirci Mestre, no? Cioè la parte bassa del Veneto è caratterizzata dall'area delle risorgive, e tutti questi fiumi che nascono dalla fascia delle risorgive, Castelfranco, Sile, Castelfranco Treviso per capirci, e che vanno a finire la Luna, e che ci eravamo dimenticati che la loro esistenza. Se io 10 anni fa avessi detto a un comune cittadino dove sono questi fiumi, quanti sono, forse non si sapeva nemmeno. Oggi c'è una riscoperta di questo paesaggio e anche in fondo i portali della regione lo stanno riportando, perché alcune anche le linee, si sta. Allora, ho 5. Ovviamente non basta però mappare, fare l'elenco. Quello che mi interessa anche da progettista, urbanista, è che questo tipo di riscoperte esige anche nuove attenzioni progettuali, e qua riprendo ancora una cosa che diceva Sergio, no? Cioè noi sapremo progettare la pista, diciamo, quella canonica, forse no? 2 metri e mezzo, il cordolo, eccetera, l'asfalto. La cosa interessante invece è che l'attenzione su questi nuovi percorsi richiede nuova fantasia progettuale, fantasia non vuol dire libero arbitrio, no? Ma vuol dire di nuovo domandarsi: ma con che fondo la faccio? Sempre per forza l'asfalto che è buonissimo, cioè nel senso ha una efficiente, cioè funziona benissimo, no? Ma sempre per forza l'asfalto anche quando sono sull'argine? No. Sempre per forza nero anche, ma forse no, ma sempre a volte allora può essere così a volte. Questa è una bellissima ciclabile ottenuta da una ex ferrovia Mestre, sono solo 4 km, abbiamo lottato 20 anni per averla, sembrava non interessasse a nessuno, ma corso di voi, che 4 km non serve a niente, fatta bene, permette di tornare a casa senza fare la statale. Oggi è così. Oggi in bicicletta vi faccio fatica a percorrere la pista ciclabile perché è diventato un parco lineare. Un cittadino ha scritto Riviera del Tempo Libero, l'hanno soprannominata così. Perfetto, ci sono contento ovviamente, no? Non ho capito subito, quella è la Riviera del Tempo Libero, perché è diventato dal retro delle case, che era il retro perché c'era la ferrovia, le case lì affacciavano il pollaio, insomma, no, il retro, è diventato l'affaccio. I giovani stanno rovesciando le case, aprendo l'affaccio perché è diventato un parco lineare, la Riviera del Tempo Libero. L'unico problema è che appunto io in bicicletta devo rallentare, suonare, scusate permesso, posso passare, il risultato. Questo è appunto, però dico, richiede nuove progettualità. Qui in Svizzera mi piaceva questi signori
che mentre io pedalavo stavo facendo il giro della Svizzera, loro si godevano quella panchina affacciata su un posto molto bello. Questo però è un altro caso, siamo di nuovo a Mestre, dove abbiamo dei tecnici molto bravi, che in questi ultimi anni stanno lavorando molto bene. Vedete qui non c'è asfalto, non è nera, piccoli lampioni non ben fatti. Questa era una giornata di nebbia, stavo andando al lavoro, però era proprio suggestivo. Prima di arrivare in laguna passare attraverso questo saliscendi. Siamo a Mestre, lo so che non sembra, ma vi assicuro che siamo a Mestre. Qui siamo lungo lo Stiglia, dove quando dico progettare vuol dire anche quel grande albero è l'oggetto, no? Che devo mantenere, è lui che è l'oggetto. E qui potrei continuare, qui siamo di nuovo a Mestre, vi sembrerà incredibile, ma siamo di nuovo a Mestre, dove delle vasche di laminazione sono diventate l'occasione per fare un progetto di paesaggio molto bello. Anche qui non ho tempo di salvaguardia dei fossi esistenti, eccetera, eccetera, ma mi interessa solo per dire questo tema solleva, vi mostro relativamente, ne ho più recenti, ma questa è una fotografia fatta con gli amici della Fiat, lungo il Dese, pavimentato l'argine. Finalmente abbiamo capito che non dobbiamo per forza usare le staccionate tipo Far Western, perché quelle di legno che dopo un anno si marciscono e dobbiamo buttarle via. Ecco, io le chiamo staccionate Far Western, sembra quelle per i cavalli. Finalmente, per esempio, posso fare una siepe. Anche qui io non sto dicendo che bisogna fare così e che sia la soluzione. Sto dicendo che la cultura progettuale anche della ciclabilità sta dicendo che quindi devo chiedere, allora qui potrei fare così, ci stiamo provando. Questo è bello perché profuma con la bella stagione diventa, no? Qui siamo a lungo di Sile, a volte devo anche spendere dei soldi, a volte posso andare, a volte ho bisogno di poco, a volte devo investire, magari però investo su 100 metri rispetto a 10 km, però lì devo investire lì. Concludendo, ricerca progettuale, non faccio la ciclabile nera vicino alla strada, mi sposto, mantengo il fosso, siamo in tempi di cambiamento climatico, la ciclabilità non può andare a scapito, come avremmo fatto 10 anni fa, di chiudere tutti i fossi per fare la ciclabile, perché anche questo è un problema, non possiamo per affrontare un problema sbagliarne altri due. E questa è un'altra, Mestre profuma, questa è un biancospino che mangio, diventa un bellissimo posto dove passeggiare. Allora quello che mi interessa è, e anche qui vado verso le conclusioni, questa l'ho scoperta di recente, qui dovevano fare una ciclabile, non l'hanno fatta lungo la strada, ma l'hanno fatta riusando una carrareccia che corre lungo quei filari d'alberi che vedete qui, no? L'hanno fatta lì. E anche qui, io trovo interessante, anche questa non so se sia la soluzione migliore, però mi interessa mostrare come qua, anche qui la ciclabilità si è associata a una riflessione sul paesaggio agrario, dove è meglio camminare, dove è meglio passeggiare o pedalare perché sia buono, sia per un bambino che va a scuola, sia per un turista che eventualmente attraversa questo territorio. Ancora una volta mi interessa perché sono ricerche progettuali. Vado verso le conclusioni, oltre la pista vera e propria, il sedime, la rete, la linea, servono spazi, dicevi prima farsi una doccia, vuol dire posti anche dove posso lasciare la bicicletta in sicurezza. Io attraversando la Svizzera l'unica cosa che non ha funzionato è proprio quella, no? E tutto sommato quando telefonavo, anche se erano alberghi bici, telefonavo e ti danno, no, certo che puoi mettere la bici, però lì è il cortile. Ma il cortile, certo che posso mettere la macchina in cortile perché la macchina la chiudo, la bici non è la stessa cosa, no? La bici ho bisogno di un posto sicuro, chiuso, e magari togliere via il fango prima di entrare in doccia. Oppure questa fotografia che ho fatto a Zurigo, dove il posto per la carrozzina o per il disabile è talmente lungo da accogliere anche la bicicletta. Piccola cosa, non è che hanno stravolto l'autobus, hanno semplicemente allungato un po' il posto e ammette almeno un paio di biciclette, per esempio in montagna, cioè devo superare 1 chilometro, 2 chilometri, una collina, eccetera. Ecco, quindi attrezzare anche i centri, attrezzare questo piccolo esercizio che abbiamo fatto a Colceresa, proprio qui vicino, proprio perché la ciclabilità vuol dire anche reinventare un po' di centralità in questi borghi, è un progetto che abbiamo fatto nell'ultimo anno a Colceresa lavorando su questi temi. Questo per dire che da urbanista poi dopo ci interessa capire tutto ciò come può aiutarci a vivere meglio i nostri paesi spesso ricchi di attrezzature. Abitiamo ancora un paese ricco, non so fino a quando, ma insomma ancora siamo nella parte del mondo che sta bene, ricchi di attrezzature, scuole, biblioteche, insomma, sport, campi sportivi eccetera, ma collegarli con questa rete, anche la rete minore, è il vero modo per farli fruttare al meglio e rendere la nostra città più abitabile, vivibile. Ecco, io mi fermerei qui,
eventualmente poi dopo riprendiamo alcune offerte. Sperando di essere stato utile, buonasera. Anche qui il messaggio è: abbiamo degli urbanisti che, come dire, ci incitano a rivedere, Francesco, a riguardare soprattutto il reticolo delle strade secondarie, quella immagine non molto densa di percorsi che a un certo punto è comparsa. Direi che è il futuro del nostro territorio. Adesso che abbiamo anche delle strade di percorrenza veloce, con nostra grande soddisfazione, chilometri sui colli iberici, in pochi minuti adesso posso raggiungere Belluno Bassano, dove non lavoravo più da anni, o Montebelluna, e questo serve ovviamente. Io ho 4 milioni di chilometri sulle spalle, quindi la velocità conta. Nel contempo, appunto, come dire, per andare a Padova dai Iberici, il mezzo più veloce per me è caricare la bicicletta sulla macchina, che è una station wagon, partire da San Rocco, che ha un po' frazione di Villa Bazzana, frazione di Arcugnano, eccetera, e in 10 minuti arrivare al primo supermercato che trovo all'uscita del casello di Padova Ovest, parcheggio la macchina, monto in bicicletta e in 3 minuti sono in centro, Via del Santo, frazione, eccetera. È il mezzo più veloce che esiste. Naturalmente l'intermodalità, l'uso di appunto tutte queste condizioni è, come dire, credo, ripeto, io ho 4 milioni di chilometri per tutti in aereo, come dire, è il modo per vivere bene un territorio come il nostro. Francesco Seneci adesso ci dice, spero che Matteo riesca a rimanere con noi qualche minuto ancora, perché vorrei che vi facesse vedere come un ciclista riesce a, come dire, classificare, come dicevo prima, questo reticolo di strade secondarie in modo da renderlo praticabile. Francesco invece ha una grossa esperienza proprio in questo territorio di pianificazione proprio della mobilità. Grazie. Avevo capito 4 milioni. Avevo capito 4 milioni in bicicletta e lo paragonavo al mio essere un ciclista pigro, come mi sono definito prima. In realtà sono un ciclista urbano che usa la bicicletta in città per i suoi spostamenti, ma uso anche il trasporto pubblico, e ho scoperto quest'inverno, proprio perché mi sono scoperto pigro quest'inverno, ormai 54 forse tentativi, e ho scoperto i piedi, nel senso che nel tema della mobilità sostenibile vado in ufficio nei 2,5 km e mi faccio a piedi, ed è il momento più bello della mia giornata. Questo per dire, in realtà, tra tutti i modi di muoversi, la bicicletta è uno dei possibili. Poi uso anche tanto la macchina, in realtà, per il mio mestiere. Quindi sono un multiutente, che è un po' la storia che vi volevo raccontare oggi. E ti do il diritto di togliermi il microfono, però mi devi dirlo 2 minuti prima, perché l'ultima slide che parla del vostro territorio voglio assolutamente farla vedere, quindi se devo stopparmi succederà, perché scorrerò, me lo dici 2 minuti prima, così riesco a saltare all'ultima slide, e che parla di ragazzi del vostro territorio. Allora, intanto grazie, nel senso che grazie che ho organizzato questo incontro, questo seminario. Ho ascoltato i miei colleghi conoscenti, mi sono già incontrati altrove, poi ascolterò Antonio, che magari dico che è anche un amico, ed è tutti, ho sentito un'urgenza nei primi due di parlare di mobilità sostenibile e di sentire questo momento con la necessità di dire qualcosa sulla mobilità sostenibile. Ecco, questa urgenza oggi c'è, e quindi grazie per aver organizzato questo momento, e tanti investimenti devono essere organizzati, perché è un momento, se vogliamo, anche difficile per i temi della mobilità sostenibile. Chi mi ha preceduto l'ha sottolineato, neanche, cioè, in maniera magari un po' velata, ma noi attualmente abbiamo un governo centrale e un ministero delle infrastrutture e trasporti che sta remando contro a tutto quello che oggi, fino ad oggi è stato detto, e quello che dirò anch'io. E questo è un problema enorme, perché culturalmente stiamo tornando indietro, e siccome si parla di morti, di efficienza e di economia, questa cosa è un delitto. C'è attualmente in Senato una modifica al codice della strada che è deleteria per tutte le cose che prima Sergio Giannelli ha raccontato rispetto, per esempio, alle corsie ciclabili, che c'è una direttiva del Ministro sui 30 km all'ora che è
tremenda rispetto all'importanza quando si usano le strade in promiscuo, perché lì la cosa importante è il differenziale di velocità, quindi se le macchine corrono, io in bicicletta non ci vado, io magari sì, vado in zona industriale a Verona, quindi, però non tutti ci vanno. C'è un direttivo, non si capisce bene a che punto sia, sugli autovelox, che ancora una volta racconta una storia sbagliatissima sul tema della velocità. E quindi grazie, perché di queste cose ce n'è bisogno e ce ne sarà sempre più. Io devo fare un salto un po' di lato rispetto al tema però della bicicletta, perché il mio tema sono i PUNS, cioè i piani urbani sostenibili nei piccoli comuni. In realtà ci rimaniamo, e c'è una premessa, perché mi sembrava molto importante cominciare a dire perché siamo qua a parlarci di questa roba, cioè di mobilità sostenibile, che cos'è. Siccome però i miei colleghi l'hanno già fatto, qui accelero, è 1.2 di WhatsApp, accelero con il vocale e cerco di dirvelo un pochettino molto velocemente. Allora, noi abbiamo un sistema autocentrico, ce l'hanno già detto, che è quel tipico sistema per cui quando io esco di casa prendo la macchina, e questo è il mio modello. Tutti di noi hanno questo modello. È un modello per cui la mia scelta non è una scelta polimezzo, ma è una scelta auto. Prendo l'auto perché sono abituato così, perché magari ho anche pochi servizi di altro tipo, ma comunque questa è la mia scelta. E che questa cosa, e questo modello autocentrico, è assolutamente insostenibile. Ce l'ha detto benissimo Sergio De Romedis prima, ve lo dico da un altro punto di vista adesso se vogliamo, ma mi hanno fatto una promessa per dirlo anch'io, perché c'è questa urgenza di raccontare queste cose e quindi andiamo sempre alla fine con le cose invece più, quei bulloni da tirare. Che questo modello sia vero ce lo dicono alcuni numeri. Esempio, noi siamo lo Stato europeo che ha più auto pro capite, siamo sopra i 650, 680, abbiamo superato anche il Lussemburgo, ma se noi confrontiamo le città italiane con le città estere, abbiamo 100, 200, 300 auto in più ogni 1000 abitanti. Queste auto sono in strada, occupano spazio pubblico, tirano via lo spazio alle ciclabili, tirano via lo spazio a mettere un albero, tirano via lo spazio alla socialità, tirano via lo spazio ai marciapiedi. Sono 100, 200, 300 auto in più. Il fatto che in Europa, e quando parlo di Europa non è la solita Amsterdam che è bello tutto, no, vuol dire Spagna, Germania e Francia, cioè i nostri vicini che economicamente e culturalmente sono estremamente vicini a noi e hanno 100, 200, 300 auto in più ogni 1000 abitanti, questa roba vuol dire si può fare, vuol dire che il nostro modello, che è un modello inefficiente, ha degli esempi che scombinano le carte e ci dicono si può fare. Noi abbiamo in più un alto numero di spostamenti in auto, fate 100 gli spostamenti che facciamo generali, in Italia il 65-70% sono fatti in auto. Paragoniamo le città virtuose, Milano e Bologna penso siano tra le più virtuose da questo punto di vista in Italia, con le città, altre città europee o con la media europea. Noi abbiamo sopra il 50% di spostamenti in auto, dall'altra parte ne hanno sotto il 40%. Questa è energia che va via, carburante che si consuma a spazio pubblico, ancora una volta si può fare. E tutto questo ci porta ad avere, per esempio, rispetto ai nostri fratelli europei, di nuovo più vicini a noi, il più alto tasso di mortalità, di morti per milioni di abitanti in incidenti stradali. Questo è quello che diceva prima Sergio De Romedis, è uno degli elementi di inefficienza più forti, ma sono tantissimi, questi non li dico neanche perché l'avete detto prima Sergio. Questo modello è un modello che non funziona, ma questa premessa serviva anche per dirci, sono fatti dei punti che cerco di non sforare, era anche per dirci una cosa, che dobbiamo toglierci dall'idea che il tema della mobilità sostenibile sia un tema da belle anime ambientaliste. In Italia abbiamo questa bruttissima idea per cui si parla di mobilità sostenibile, ah sì vabbè i soliti... No, è un problema di efficienza, è un problema di economia, è un problema di sostenibilità nel senso lato del termine, è un problema che interessa lo Stato e la funzionalità dello Stato. E negli altri paesi europei l'hanno capito e chi prima, Amsterdam, sono i Paesi Bassi, chi dopo, Spagna, negli ultimi 5-10 anni, Parigi la sta facendo da 5 anni, operazioni fortissime di questo tipo, hanno cominciato a farlo. Questo ci dice il modello per cambiare c'è e il modo per farlo c'è. Bruxelles, un'operazione incredibile di spostamento dal 60% al 40% l'ha fatto in 4 anni, ci ha preso dentro il Covid,
Noi dopo il Covid siamo schizzati di nuovo al 62%, 60% spostamenti in atto, cioè siamo andati di nuovo. Loro sono rimasti con Good Move, un'operazione politica forte sulla mobilità sostenibile, sulle famose città 30 che qualcuno non vorrebbe, sono rimasti al 40%, anzi si sono ridotti ancora al 49% degli spostamenti, dal 65%. Nel 2015 erano chiamati la seconda città più congestionata per il traffico d'Europa. Si può fare, questo era il tema. E allora se si può fare, il tema è passiamo da un modello autocentrico, esco di casa e posso solo prendere l'auto, a un modello multimodale che vuol dire esco di casa, magari l'auto la devo prendere, magari vado piano e magari la riempio con 4 persone invece di andare via in uno, ma magari invece posso usare i piedi, posso usare la bicicletta e posso usare il trasporto pubblico, o magari sto a casa e faccio smart working, se mi capita anche questo. Bene, e qua si arriva, non so quanto, hai il cronometro lì? E qua si arriva al dunque. Per parlare di queste cose e per trasformare i nostri territori in questo verso, un modello di mobilità diverso, ci sono degli strumenti nuovi che ci aiutano e uno di questi è il piano urbano di mobilità sostenibile. Il piano urbano di mobilità sostenibile mi permette una pianificazione strategica, vuol dire che è un piano che non pensa ai bulloni da tirare, ma pensa prima che macchinario devo costruire. E quando mi sono costruito il mio macchinario, l'obiettivo, cerco le strategie per arrivarci e le azioni, i bulloni li tiro alla fine, quando ho pensato a che cosa mi serve. Questa è la struttura di un piano urbano di mobilità sostenibile, che è molto diverso, per esempio, dai piani del traffico, dove invece si tiravano subito i bulloni. Rotatoria lì, effettivamente accessibile qua, magari linea di trasporto pubblico lì, sì, ma per cosa? Dove voglio andare con questa roba? Se capisco bene, è un piano urbano, ma nel senso che è un piano che può essere adattato anche ai piccoli comuni, quindi... Adesso ci arrivo subito nel dire che questo piano urbano da sostenibile in realtà ha una cosa fondamentale ed è il fatto che deve pensare a come pianificare la mobilità a partire dalle persone. Un minuto in più me lo prendo anch'io però perché racconto questa cosa, perché dire pianificare per le persone non vuol dire nulla. Immagino è un'altra bella anima che racconta stupidaggini. Allora, vuol dire per me questo: io ho una valle, in questa valle, e sto parlando di un caso specifico, Pedemontana Veneta, siamo in provincia di Verona verso la Lessinia. In questa valle ho il comune grande sotto dove è la ferrovia, poi i comuni piccoli, più saldo più il comune diventa piccolo, cioè le zone industriali in mezzo, eccetera. C'è da inserire una ciclabile, che come penso questa ciclabile? Allora, prima di tutto cosa faccio? Vedo camminando in questo spazio che c'è un sacco di extracomunitari che hanno un reddito basso che si muovono in bicicletta tra i paesi della zona industriale o in monopattino in contesti difficilissimi, perché le provinciali di queste valli sono lì sì che si fanno gli 80 e i 90 dove devono fare i 30 e che si muovono per andare al lavoro. Allora, l'ho fatta proprio in sintesi, il tema classico era arrivo e dico vabbè qua ci sta la ciclabile qui perché qua c'è lo spazio, faccio la pavimentazione, metto la cosa, poi magari mi sposto di là. Il secondo modo è chi cavolo c'è qui che deve stare su questa roba? Allora c'è il turista, perché mi hanno detto che questa ciclabile è una ciclovia che serve al territorio, ma poi la gente che ci abita, e questa gente che ci abita e anche il turista cosa vogliono, cosa cercano, di cosa hanno bisogno? Ecco, pianificare per le persone vuol dire parto dalle esigenze della gente che ho lì o che viene da fuori, ma prima di pensare da ingegnere, che abbiamo questo difetto, ai bulloni da tirare, dove tirarli, che tanto butto una roba lì, butto una roba là, penso a chi dovrà buttare questa roba. E questa cosa è fondamentale, era quello che ci diceva se Sergio prima entrambi, pensare a cosa serve le cose che andiamo a fare. E siccome ho capito che devo stringere, sono 5 le cose che i piani urbani di mobilità sostenibile, che partiranno anche in questo territorio, lo dico fra un attimo, devono fare. Approccio partecipato. Pianificare per le persone vuol dire anche che pianifico con le persone. Mi metto in ascolto, sento le persone e le faccio partecipi non solo dei bulloni finali, ma anche dell'obiettivo, la prima cosa, obiettivo, strategia, azione, fin dall'inizio. E poi questa cosa deve avere un'ottica di macroarea, fare un paio di punti, e avere il coraggio di valutare che le azioni che ho fatto, se sono andate bene o male con un monitoraggio, se mai tornare indietro, cosa che in Italia è difficilissima, si ha paura
di vedere se le cose funzionano, perché poi vuol dire che magari non hanno funzionato, e viva Dio, la gente sbaglia, non siamo mica degli ingegneri. Adesso 2 minuti e ci arrivo giusto. L'ultima cosa dice questo: su questo territorio sta cominciando un lavoro con il PUMS, Piano Urbano Sostenibile dell'Unione Montana sulle piccole Dolomiti. Perché? Perché tutta questa roba così della norma ce la chiede per i comuni con più di 100.000 abitanti, ma non ha senso, prima di tutto perché gli italiani vivono per lo più in comuni molto più piccoli. E perché tirar via a queste 30% mi pare che vive tra i comuni tra i 5 e i 20.000 abitanti, 5.000 e 20.000 abitanti, la possibilità di avere uno strumento di pianificazione che in realtà come logica funziona per tutto, basta chiaramente poi adeguarlo al sistema. E quindi cominceremo su questo territorio un lavoro sui 10 comuni dell'Unione Montana, chiaramente sfida nella sfida, perché già parlare di mobilità sostenibile in un comune piccolo è un problema, perché i comuni piccoli hanno dei problemi diversi dalle grandi città che hanno il trasporto pubblico, per esempio, più o meno funzionante, ma poi perché abbiamo sistemi stratificati in maniera diversa, la montagna, la valle, la pedemontana, e poi i piccoli comuni e Schio e Valdagno che magari invece sono già città un po' più grandi. Questa cosa la faremo prendendo conto dei problemi che questo territorio hanno, ma soprattutto ancora una volta, e così arrivo all'ultima slide, ancora una volta partendo dalle persone. E perché lo dico? Non è questa slide, è quella dopo, ma ve la faccio vedere. Comunque le slide le avrete tutte, anche se si salta velocità. Perché sul territorio, su questo territorio, quello lo diceva, io ho cominciato a lavorare su questo territorio da Boccia, che era una società di ingegneria che mi ha insegnato il mestiere, poi l'ho modificato, il mestiere a mia immagine e somiglianza, ma mi ha insegnato, e ho proprio lavorato tra qui e Bassano, sono stati i miei primi comuni, in cui ho lasciato dei segni che mi piacciono tantissimo, per esempio il primo Biciplan è quello di Schio che abbiamo fatto noi ed è un segno che mi porto dietro ancora oggi e presento ancora oggi a volte. E su questo territorio ci sono delle forze incredibili e questo ultimo minuto me lo prendo tutto con calma. Una di queste forze sono questi ragazzi. Questi ragazzi ci sono sui social, sono appena partiti sui social, quindi non troverete molto, ma nei prossimi giorni ne troverete di più. Cosa è successo? 3 anni fa a Schio il comune ha preso atto che in questo ambito, proprio ci incontriamo proprio in questo posto, in questo ambito del campus c'erano delle forze di ragazzi e di professori che stavano ragionando sui temi della mobilità. Come faccio a fare in modo che la mobilità casa-scuola e casa-lavoro per i docenti possa essere migliore? Il comune ha catalizzato un po' queste forze, adesso ci sono 30 ragazzi, mobility starter sono chiamati, che lavorano sui temi della mobilità in un modo incredibile. Si trovano dopo la scuola, come se non avessero altro da fare nella vita, e lavorano su questi temi. E in particolare uno dei lavori che stanno facendo, un gruppo di ragazzi, a parte due gruppi distinti e autonomi, perché un altro è invece i geometri Basini che fuori dal tema mobility starter stanno facendo questa cosa, hanno pensato ok, facciamo fatica a venire in bicicletta. Perché facciamo fatica a venire in bicicletta? Perché i nostri compagni non conoscono come fare a venire dai paesi limitrofi al campus in bicicletta. E allora noi cosa facciamo? Allora noi cominciamo a pensare, a mappare le cose che ci sono, anche le strade da riutilizzare, e vediamo di come comunicarle ai nostri coetanei. Come li comunichiamo? Li comunichiamo, stanno pensando delle app, stanno pensando che arriveranno un sito, una mappa, e vogliono anche mettere la segnaletica, perché prima mi pare Sergio ha fatto vedere, cioè poi le segnaliamo. Allora questa cosa qui è una cosa fatta da ragazzi di terza, quarta, quinta superiore che ci stanno superando come sketch rispetto alla visione Piano Urbano Sostenibile, alla visione della mobilità sostenibile. Grazie. Allora, chiedo a Antonio di pazientare 2 minuti, anche perché Matteo va via velocemente, proprio per riprendere ancora questo tema di come dobbiamo affrontare il tema della pianificazione, no? Di questa arteria
seppure collocata nel reticolo delle strade secondarie che stiamo cominciando a pensare come un'arteria parallela all'arteria velocissima della superstrada pedemontana. Torno a dire, per me una benedizione per il lavoro che faccio e contemporaneamente un'arteria che venga vissuta, disegnata e utilizzata dai stessi utilizzatori. Allora, perché Matteo Mastromica qui con noi? Perché, come dire, qua abbiamo visto gli amici dei Trosi che a Mestre riscoprono le passeggiate o gli spazi lungo gli argini, probabilmente qualcosa del genere dovremmo fare sull'Artico dalle nostre parti. Abbiamo sentito parlare di come i ragazzi guardano all'avvicinamento all'uso delle strade. Non so se si può collegarsi all'internet. Sì, Si può. oppure Michela. Un altro punto di vista, io sono, come avrete capito, un ciclista sportivo prevalentemente, cioè, uso la bicicletta come mezzo di trasporto. Io segno a Venezia, lascio regolarmente la bicicletta a Marghera e mi faccio il Ponte della Libertà in bicicletta. Perché il Ponte della Libertà? Perché respiro, stare su un autobus non lascia studio. Quindi sono uno che usa il mezzo nella maniera combinata di cui si parlava. Nel contempo faccio 6.000 e 500 km all'anno per divertimento, per allenamento, per la salute. Lui ne fa 9.000 e, come dire, ci siamo ritrovati nella mia zona collinare iberici, come dire, attorno a un modo di guardare il nostro territorio, adesso lo dirà lui, che assomiglia a quello che altri prima di noi, trentini, quelli dello ski pass, hanno adottato, cioè guardare alle salite, alle strade che abbiamo a disposizione, mappandole come si fa con le piste da sci, pista nera, pista rossa, pista azzurra, no? Per grado di difficoltà. E Matteo ha fatto un grosso lavoro di questo genere su iberici, sulle 100 salite dei iberici, ed è qui perché la mia idea è che lui possa aiutarci a classificare le strade e le salite che abbiamo nel territorio dell'Alto Vicentino con lo stesso metodo, quindi adottando uno standard che renda visibile e popolare, come dire, la rete secondaria che viene usata prevalentemente dai ciclisti, che hanno ovviamente gambe caratteristiche, ci sono le famiglie, ci sono i ciclisti con le stesse gambe. E quindi la sua visione è utile per arrivare poi alle conclusioni, oltre alle domande, di Antonio della Venezia, che vi rappresenta, come dire, la persona più navigata dal punto di vista della ciclabilità. Prego. Grazie Paolo, grazie a tutti, vi rubo veramente pochi minuti, intanto sono rimasto affascinato dagli interventi precedenti, bravissimi, veramente. E io vi riporto un'idea un po' folle. Io sono un geologo, ma non faccio geologo, lavoro nel fotovoltaico, però ho una grande passione, quella dello sport e della bicicletta, e circa 4 anni fa ho avuto un'idea nata da un'esigenza. Io abito a Quinto Vicentino, alle porte di Vicenza, mi piace fare fatica, mi piace andare in bici, mi piace andare in salita, e l'idea qual era? Era quella, insomma, da cartografo, perché magari io quando vedo una carta geografica impazzisco, mi metto lì a guardarla, era quella di dire, ma caspita, sì, esistono i siti, esistono Google, esistono Komoot, Strava, eccetera, eccetera, però non esiste una, diciamo, una descrizione, una identificazione di determinate zone. Io sono anche sciatore, come diceva Paolo, ho detto, ma caspita, ma esistono i comprensori sciistici, perché non possono esistere i comprensori ciclistici? Nel senso che l'idea è quella di dire, identificare una determinata area. In questo caso i Colli Iberici erano perfetti, perché i Colli Iberici sono una piattaforma, un'antica piattaforma carbonatica molto simile ai comprensori che ci sono nelle Dolomiti, quindi l'Alpe di Susi, il Sella, il Plan de Corones, quindi è proprio un plateau dove alla fine si può circumnavigare, quindi pedalare e ascendere le salite che portano a questo plateau da tutti i 4 versanti, ma anche andarci in mezzo. E l'idea, qual è stata, come diceva Paolo, l'idea è quella di classificare questa zona e di identificare e dare delle informazioni in maniera, direi, maniacale, perché poi andrete a vedere il sito e c'è un po' di follia in quello che ho fatto, perché vedrete che c'è molta personalizzazione, molta dettaglio, cura al dettaglio, di dare l'informazione a una persona che non conosce questa zona, quindi che arriva
dall'esterno, che sia italiano, che sia estero, il sito è tradotto in 20 lingue, è quella di pianificare la propria esperienza all'interno del comprensorio di Colli Ibernici in questo caso e di programmarla. Programmarla come? Programmarla attraverso un'analisi dettagliata di gli itinerari e di salite, sì, perché questo è un parco, io l'ho chiamato parco cicloturistico Berici Climbs di Colli Ibernici, che conta 100 salite classificate in 5 categorie, quindi un po' come le piste da sci, no? Quindi le verdi, le azzurre, le gialle, le rosse, le nere, in base a dei parametri, lunghezza, pendenza media, pendenza massima, tipo di asfalto, quindi sarebbe lunghissimo spiegare. Comunque sostanzialmente ho creato un algoritmo che identifica dei punteggi, in base ai punteggi ci sono delle fasce di appartenenza e che hanno identificato questi colori. Oltre alle salite ci sono 40 itinerari, quindi gli itinerari sono dei loop, degli anelli, che io ho progettato un po' diciamo con l'idea di quello che c'è. Io ho viaggiato, ho avuto la fortuna un po' di viaggiare abbastanza per il mondo e l'idea mi è venuto quello che c'è a Berlino. Chi di voi è stato a Berlino sicuramente ha preso il Berliner Bahn, okay? Che è il cosiddetto The Ring, ed è una metropolitana che di fatto circolare che circumnaviga tutto il centro di Berlino. L'idea è proprio questa, l'idea è quella di creare dei binari ciclabili, okay? Dei loop ad anello di vario chilometraggio, di varia percorrenza, dove una persona può salire a bordo di questo binario ciclabile, ad esempio al santuario di Monteberico, ma può ad esempio salire a bordo anche dalla parte opposta, quindi a Nanto, oppure in un'altra ciclostazione, come le ho identificate io, che sono i comuni, diciamo, i centri, quelli più importanti dell'area, che io ho chiamato ciclostazioni. Quindi il ciclista, attraverso questo itinerario segnato, potrà percorrere questo percorso in senso orario e antiorario, e all'interno di questo itinerario troverà poi le salite connesse, perché ovviamente l'itinerario è fatto di salite, discese, falsopiani, troverà le salite connesse, salite che sono poi tutte descritte in maniera molto molto precisa, ok? Ci sono le aree, vedete qua ci sono delle aree, i versanti orografici di Colli Ibernici, e potrete poi andare a vedere tutte le salite. L'idea, e concludo di fondo qual è di trovare e circoscrivere un'area, in questo caso l'Alto Vicentino, ok? In cui dare tutte le indicazioni alla persona che si affronta, perché una delle difficoltà è quella proprio di capire dove andare, cosa fare, e il tipo di difficoltà che mi aspetta, perché ovviamente ci sono percorsi che sono adatti a persone principianti o più insomma preparate, quindi è quello di dare informazioni in maniera dettagliata, e questo sistema diciamo che si può esportare. Io l'ho creato sui Colli Ibernici, casa nostra, però si può esportare obiettivamente a tutti i comprensori cicloturistici. E ci sono poi, giusto che avete toccato il tema della sicurezza, noi siamo e sosteniamo, siamo in partnership con la Fondazione Michele Scarponi, che probabilmente molti di voi conoscono, che è nata proprio purtroppo dalla morte di Michele, e il fratello ha creato questa fondazione per sensibilizzare e progettare progetti contro la violenza stradale. E c'è un contest, un brevetto delle 100 salite, i cui proventi vanno proprio a finanziare progetti nelle scuole per l'educazione stradale. Basta, mi fermo qua. Noi insegniamo, naturalmente io abito sui Ibernici, perché ho detto, è come dire, Salita numero 18. San Rocco. e ho verificato, detto, buona parte di quei 6.000 km annui che faccio su queste salite, e come dire, ho verificato, come dire, l'utilità di questa classificazione. Ma finora che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, come dire, un tema, quello che le strade già ci sono, i percorsi già ci sono, però, come dire, vengono letti con occhi diversi a seconda di quelli che interpretano. Allora, c'è chi c'è il sud, come dire, come che deve fare il corso giù.
E ci sono i ragazzi che devono andare a scuola, che vogliono andare a scuola in bicicletta perché si tocca privare, perché vogliono farlo in sicurezza, ci sono le famiglie, ci sono i cicloturisti organizzati in associazioni come Fiat o come le associazioni tedesche che svolgono la stessa funzione, con cui dobbiamo sviluppare dei gemellaggi. Ci sono ovviamente altri sportivi che, come adesso ci ha raccontato, come si chiama, Matteo Mastrovita, vogliono capire come cimentarsi con determinate difficoltà. La classificazione delle salite, che per i ciclisti sono una destinazione in sé, dicevamo prima chiacchierando tra di noi, i ciclisti vanno a cercare le salite, magari qualche volta non sono bellissime, ma perché sono, come dire, un oggetto di culto per la comunità ciclistica, che è fatta per vedo molti ciclisti professionisti presenti, che ovviamente si cimenta proprio nelle piccole competizioni di famiglia proprio su questi percorsi. Allora, qual è la sintesi? Qua chiedo aiuto appunto a un esperto di una preferenza. Come facciamo a conciliare queste diverse letture del territorio e come facciamo a usare i rappresentanti dei veri utilizzatori, degli utilizzatori di questi tracciati per arrivare a una pianificazione che sia quasi personalizzata? Perché molte volte noi adesso Francesco Seneci si è lasciato andare a qualche filippica giusta magari nei confronti delle autorità centrali che, come dire, che gestiscono poi il codice della strada. I nostri comuni, scusa se porto via ancora un minuto, io non parlo più, come dire... Però non lo togli, no, vai avanti anche oltre. Come dire, sono tutti 30 km all'ora, cioè se voi ci girate per i nostri comuni sono tutti chilometri 30. C'è poco da fare, salvo appunto la Gasparona, le autostrade, i punti di connessione. Allora, insomma, voglio dire, il punto vero è riuscire a rappresentare queste diverse esigenze, metterle assieme nella maniera più economica possibile e arrivare ad un accordo tra amministrazioni che porti rapidamente appunto a riaprire dei varchi, o meglio, a classificare dei varchi che già ci sono, che vengono usati. Io ho cominciato a usare Komoot, lo dico, qualche mese fa, perché il GPS ce l'ho qui, cioè come dire, è l'esperienza che mi porta a scegliere le strade meno pericolose. No? Allora, come si fa a conciliare questi punti di vista e, come dire, che cosa l'associazionismo può dare, ecco, alla pianificazione? Domandone molto più complesse. Ho visto le slide, quindi sono chiaro. Molto complesse rispetto al tema. Intanto ringrazio Paolo per l'invito alla Fiat, fondamentalmente ci sono molti amici di Fiat che sono presenti in sala, De Lorenzo, Corrado Malasconi, presidente di Verona e anche altri soci attivi e non attivi. Mi presento nel senso che non sono un collega delle persone che hanno parlato prima di me, io sono un attivista, sono un promotore della ciclabilità fondamentalmente, anche se poi ho lavorato nella pubblica amministrazione. Nel Comune di Venezia ho seguito la ciclabilità urbana della città di Mestre per diversi anni. Non sono un ciclista, nel senso che come la mobilità in bicicletta non è una mobilità lenta, chi va in bicicletta non è un ciclista. Io non sono un ciclista, io sono uno che va in bicicletta, sono un cittadino che usa la bici, che usa il trasporto pubblico, che usa poco l'auto, perché l'auto non ce l'ho fondamentalmente, però oggi sono venuti in auto con Stefano e Luca per venire fino a qua, quindi non è che sono contro l'auto. Qualche volta la uso, la maggior parte della mia vita non la uso perché vivo tra Roma e Mestre, per cui mi muovo in treno, mi muovo in bicicletta, faccio le vacanze da 20 anni in bicicletta, quindi questa è la mia situazione. Quindi ho un modo di osservare le cose ovviamente che è molto specifico, non posseggo l'auto da molti anni e quindi ho fatto una scelta. Ecco, io parto da lontano, ma non spaventatevi, rimango sempre nei 20 minuti assegnati perché parto dal 91, ma poi vi dico perché parto da queste date, no? Che è il tema fondamentalmente del muoversi in bicicletta e anche del rapporto tra l'Italia e gli altri paesi. Nel 91 abbiamo presentato come FIAB la Ciclovia del Sole, che adesso fa parte delle ciclovie nazionali. Nel 93 la Danimarca ha fatto il piano nazionale della ciclabilità, 1993. 97 ECF presenta Eurovelo, quindi la rete europea, quindi siamo ancora prima degli anni 2000. Ovviamente nel 91 presenta FIAB, ma non succede nulla.
mentre gli altri, Danimarca fa il piano di diversi centinaia di chilometri a livello nazionale, le SIE presente Eurovere che comincia da subito a muoversi. Nel 2000 noi presentiamo anche Bici Italia come firma, nel senso che la presentiamo e anche là rimane lettera morta fondamentalmente, se non alcune regioni che hanno recepito alcuni dei nostri contenuti, e la vedete che dal 2000 poi si arriva al 2018 con la resa in quadro sulla cittadinità, in quei quasi 20 anni dal punto di vista nazionale, quindi Parlamento e Governo, è successo quasi nulla. E nel 2022 il piano generale mobilità ciclistica in Italia, nel quale è contenuto Bici Italia, cioè quello che noi abbiamo presentato nel 2000, quindi quasi 22 anni dopo, no? Quindi 2022 Italia, 1990 Danimarca. È chiaro che l'impostazione progettuale rispetto all'elettricità nazionale cambia in 30 anni. E parlavamo prima in macchina con Stefano e Luca rispetto all'Olanda. È evidente che l'Olanda aveva pensato in quegli anni là, in 40 anni fa, al massimo c'era dei polder e qualche contadino, di fare evidentemente migliaia di chilometri in sede propria. Chi va in Olanda oggi pedala esclusivamente su ciclabili in sede propria, non ci sono strade promiscue, strade aperte agli agricoltori, non esiste, ciclabile è solamente per chi va in bicicletta. E quindi è chiaro che quell'impostazione risente di quel contesto storico e temporale che era quasi 40 anni fa. E l'unica cosa che si sono mossi in Italia rispetto alla legge quadro, rispetto al piano mobilità ciclistica, sono il sistema ciclovie turistiche. Diceva Sergio prima che 4 passano per l'evento, ne sono 5, quindi noi abbiamo fatto la parte un po' del leone rispetto a questi itinerari, e sono itinerari finanziati in parte, conosciamo un po' tutti, noi Grab, Vento, Ciclovia del Sole, eccetera. Ciclovia del Sole che compare, vedete, 30 anni dopo l'abbiamo proposta, Garda, Tirrenica, Adriatica, eccetera. Sviluppo, voi vedete più o meno queste cose qua, hanno sviluppo chilometrico, sono circa 6.000 chilometri, ho fatto i conti ieri sera perché avevo mai conteggiati. E il comunicato stampa del Rio allora 2017 dice che i primi cantieri sono partiti nel 2018, e sono partiti quest'anno i primi, no? Quindi sono di scasie di 5-6 anni. Quadri economici di questi ciclovie nazionali sono 10, sono 2 miliardi e mezzo. Il finanziamento è di circa 570 milioni, il che significa che mancano 2 miliardi d'appello. O il governo mette 2 miliardi, il governo e le regioni, oppure bisogna pensare a una soluzione diversa. Non vuol dire da tutta dalla parte o tutta dall'altra, significa che dove serve si fanno riciclabili, in particolare sulle cupole delle ferrovie dismesse, perché la ferrovia è sedimera, quindi se fa riciclabile, è di per sé automaticamente di default in sede propria separata, e io ho alcune foto molto significative di quello che si è mosso in questi anni e di quello che è stato costruito. Qui siamo in Abruzzo ed è una ferrovia dismessa al porto di Trabocchi, una delle cose più frequentate negli ultimi anni. Si è passato anche il Giro d'Italia. C'è stato il Giro d'Italia, Ciclovia del Sole, questo è un ponte ferroviario recuperato, vedete. Quindi quando noi parliamo di recuperare per esempio ferrovie abbandonate, pensiamo a recuperare le gallerie, i ponti, eccetera, e quindi pensiamo a piste ciclabili in sede propria, ed è evidente. Ponte sull'Ombrone, oppure dove serve attraversare un ponte, un fiume, un lago, qualcosa, è evidente che non possiamo farlo a nuoto, quindi in questo caso abbiamo bisogno di ponti ciclabili, ciclopedonali, larghi, ampi, confortevoli, belli anche esteticamente, architettonicamente, che hanno dei costi e bisogna spendere i soldi per fare queste robe qua. Questo è il ponte dello Stiglia sul Brenta. Chi frequentava il Brenta qualche anno fa si ricorderà che c'erano due ciclabili che non dialogavano, uno faceva dalla sua parte, tornava indietro, l'altro faceva l'altra, non c'era continuità. Da quando è stato costruito il ponte negli ultimi anni, i transiti sullo Treviso Stiglia, nella parte realizzata, sono 60 km, sono passati da 200.000 a 800.000 passaggi all'anno, quindi il ponte evidentemente è anche servito, non è stato solo quello, ma è evidente che ecco. Oppure per esempio quando si tratta di recuperare un riuso di una strada provinciale sull'Oglio, sul lago di Iseo, una strada provinciale che è stata dismessa perché è stata costruita la variante in galleria, è stata recuperata e riusata come pista ciclabile e ciclopedonale, in questo caso in sede propria, ma era una strada provinciale che già esisteva, non è stato costruito niente, ecco. Tornando i ponti, l'Alpe Adria, eccetera. Questo per dire che dove serve, dove è necessario, le cose bisogna farle, i soldi bisogna spendere. E questo è un po' quello che ha fatto il Trentino fondamentalmente, Sergio, nel senso che l'impostazione del Trentino serviva a fare dei ciclabili perché avevamo bisogno di questa cosa qua. No? E quindi il modello trentino, un po' il modello austriaco, se i ciclabili in sede propria prevalentemente, anche se adesso ovviamente si pone il problema anche di lavorare su altri temi. Sito francese nazionale.
Vedete qui i coloretti là, potrebbero somigliare i colori delle salite dell'amico che è andato via. In realtà la Francia ha deciso, essendo partita 30 anni dopo l'Olanda e la Danimarca, e non potendo fare, e non avendo i soldi per fare migliaia di chilometri di strade proprie, ha deciso di mettere a sistema le UAVERT, cioè piste ciclabili, e le veloroute, cioè strade, ciclovie. Le veloroute non sono in sede propria, le UAVERT sì. Loro però l'hanno inserito in un contesto nazionale, e quindi il piano della Francia è un piano che tiene dentro tutto, sia dove è necessario farle ciclabili, dove è utile farle, dove è conveniente, dove è opportuno, e dove invece è opportuno invece recuperare l'abilità minore. E se vedete, se fate un salto su questo sito, vedete che sono molti i chilometri di veloroute. Ma e perché non farlo in Italia? Evidentemente perché dobbiamo ancora pensarci, anche se qualcuno ha cominciato a pensarci. Queste sono strade aperte al traffico, in cui si va in bicicletta, adesso non mi ricordo dove sono, una sicuramente è il Sile, la via Cristo è dietro il Cavallino, un'altra credo sia nella Prada del Gai, nel Friuli Venezia Giulia, tra Veneto e Venezia Giulia, l'altra credo sia nel Lazio, nell'Alto Lazio, dove io vado a pedalare. Questo è in Umbria. Allora, abbiamo una parte dell'Italia molto molto ampia, a parte il centro-sud, che ha migliaia di chilometri addirittura di strade provinciali, non di sentieri, carresoni, carrarece, ma strade provinciali completamente vuote. Su questo concetto alcuni soggetti, alcuni pubblici e alcuni privati, in questo caso la Via Silente sono i privati dei giovani che hanno fatto una start-up, hanno individuato degli itinerari. La Via Silente è una ciclovia, un itinerario di 600 km che corre quasi tutto in sede promiscua, dove c'è solo la segnaletica, perché le macchine sono una all'ora, sono nel parco del Cilento, eccetera. Quindi qui non occorre nemmeno preoccuparsi della progettualità specifica e dettagliata. Occorre fare un po' di segnaletica, fare un po' di comunicazione, raccontare i residenti che passano delle persone in bicicletta, evidentemente. Ecco. Oppure ciclovia di parchi della Calabria. Io sono appena tornato da Calabria, ho fatto una parte di questa ciclovia quest'anno, l'altra parte l'ho fatta l'anno scorso. Qui stiamo addirittura su strade statali, ci si ferma dentro le strade statali a parlare con chi incontri, chi viene incontro dall'altra parte. Io ho incontrato il comandante di Carabinieri di Capigliettello Silano, quindi sulla Sila, e dicevo spostati un attimo, siamo sulla statale, non ti preoccupare, non passa nessuno. Te lo dico io che lavoro qua, sono forestale, carabiniere, e siamo stati un quarto d'ora a farci foto, a salutarci, eccetera. Quindi è evidente che ci deve essere questo approccio in questi territori, ma ci sono anche situazioni, anche da noi in effetti, dove questo è possibile, no? Qui siamo a Montello, la stradone del Bosco. Questo è l'esempio dell'utilizzo della strada in promiscuo senza spendere un euro, in cui basta mettere un po' di segnaletica, mentre la porta d'asfalto dove serve, fa una staccionata non in legno ma in cortene, costa 5 volte tanto, ma dura 10 anni, quindi dobbiamo abbandonare il legno per usare delle cose che durano 10 anni per evitare di buttare i soldi. Queste sono le situazioni in cui abbiamo bisogno di far nulla, fondamentalmente, che non vuol dire trascurare, vuol dire gestire in maniera diversa e spendere i soldi in maniera diversa, in maniera oculata, rispetto al fatto di mettere milioni di euro per fare una ciclovia, magari dove c'è una strada accanto che è completamente libera. E questo è un po' il concetto. Quindi io non conosco la Breganze Valdagno, Schio Valdagno, ma immagino che possa essere questo il contesto, giusto? E su questa cosa noi abbiamo fatto delle osservazioni nel piano generale di mobilità ciclistica regionale, perché in realtà il piano regionale della Regione Veneto ha previsto 2000 km in sede propria, dal costo 2019 di 600 milioni di euro, credo siamo arrivati a 800.000, ma credo che a questo punto siamo intorno a 1 miliardo di euro, che non ha nessuno. Il problema è che noi approviamo un piano regionale che non finanzierà nessuno, e quindi nessuno di quei 2000 km viene realizzato, solo una piccolissima parte. E siccome abbiamo bisogno di pedalare noi e di far girare un po' le biciclette in giro per il nostro territorio, non solo per una questione economica, ma anche per una questione sociale e per andare al lavoro, per esempio, questa cosa l'abbiamo contestata senza grande successo. Abbiamo partecipato a alcune riunioni in regione, io e Corrado, devo dire che non abbiamo ottenuto alcun risultato, sono rimasti là, ma questo non è l'approccio giusto. L'approccio giusto è che bisogna utilizzare, questa è la strada aperta al traffico nel Veronese, una pedalata della Fiera di Verona a cui ho partecipato, regionale forse, mi ricordo bene, questa è la strada, larga 3 metri,
passerà una macchina di tanto, ma questa è una strada per cui non ho bisogno di fare delle ciclabili. Questa è ancora Via Cristo Re, che era più dettagliata, ma vedete, insomma, c'è qualche residente che transa, ci sono dei casali, ci sono degli agricoltori che abitano, ma non è un problema, vedete, no? Abbiamo fatto. Ecco, il parco ciclistico che diceva prima l'amico dei medici, in realtà c'è già in alcune aree, qui siamo nella zona del Cave del Custozza, e questa cosa di parchi ciclistici, cioè di un territorio omogeneo in cui si costruiscono gli itinerari su strade esistenti e dove serve si fanno l'infrastruttura, è già in essere, per esempio, in questo territorio che è Studio di Verona, tra il Mincio, Verona e questo territorio qua, ma anche in Valpolicella. C'è un progetto già messo a terra Valpolicella Bike, che ha messo 200 km di itinerari. Certo, alcuni sono più pedalabili e altri meno, e questo significa che chi gestisce quella roba deve fare grossi problemi, che magari dove è meno pedalabili spendiamo dei soldi per fare delle cose, ecco, alziamo lo sfasciamento altimetrico, eccetera. Però questa cosa qua di parchi ciclistici, cioè di mettere in rete territori omogenei attraverso degli itinerari, è già in essere. Poi qua non lo sta gestendo nessuno, hanno ottenuto dei finanziamenti europei qualche anno fa, devo dire un progetto molto bello a cui noi abbiamo partecipato anche come stakeholders, poi Ingenio Massicato, credo che abbia fatto il progettista. La cosa qua potrebbe essere ancora recuperata, ma appunto è ancora da divenire. Orlello della Valbelluna, che sta entrando in Green Tour. La Valbelluna è un itinerario in parte su ciclabili, in parte su strada a basso traffico. Sono 80 km, molto frequentato negli ultimi anni, soprattutto da persone di lingua tedesca, ma frequentato anche da noi, dai nostri, dalle nostre associazioni, dei cittadini. Quindi abbiamo esempi già consolidati. Quello che ci dispiace è tutta questa sedimentazione di progettualità e di cose che esistono sul territorio. La Regione non ne ha tenuto conto, ma io credo che potrà essere recuperato sicuramente, anche perché il progetto Green Tour, che è un progetto regionale, prima ho lasciato sul tavolo, ho lasciato delle mappe su questa cosa, il progetto Green Tour effettivamente è quello che stiamo dicendo noi oggi, è una rete di ciclovie, questo termine che noi abbiamo coniato ancora negli anni 2000, di ciclovie che mette insieme ciclabili esistenti, Rostiglia in questo caso, ciclabili su strade a basso traffico e ferrovie recuperate, quindi un mix che tiene insieme un po'. Fermo lì, perché questa mappa qua è la mappa che ci ha messo in movimento anche noi dell'Alto Vicentino, che siamo a questo territorio qui. Vedete che c'è appunto la dorsale che sale da Arzignano, insomma da Montecchio verso, verso l'alta Valle del Lagno, arriverà a Recoaro ed è segnata, ma il resto del nostro territorio, come dire, non è come dire, visibile. Non comunica di essere un territorio ciclabile, e invece non è così, come molti di voi sapete, no? Dentro lo spazio che c'è fra Recoaro e Marostica, domani mattina lo vedremo, no? Ci sono un sacco di ciclisti, sia quelli che vanno al lavoro che quelli che lo fanno per sport o per la lunga percorrenza, che passano. Adesso si tratta, vado in conclusioni, nel senso che la Regione ha già un progetto che ha questa impostazione, queste filosofie. Quindi noi pensiamo che il piano potesse essere conseguenziale, anche perché questa roba qua nasce dalla REV, che è un progetto regionale del 2012 in cui ha messo in rete 1200 km, ovviamente non tutti su pista ciclabile, altrimenti siamo stati la regione più ciclabile d'Europa. In realtà hanno messo in rete quello che erano già i percorsi che erano utilizzati, chi pedalava la domenica, pensava, chi faceva viaggi, chi veniva da fuori, che aveva già le mappe già a posto. E quindi in realtà la REV prima, il progetto Green Tour dopo, in qualche maniera doveva dar spazio a un'impostazione un po' diversa. Adesso vediamo come verrà approvato il piano, perché non è stato approvato, ma l'impostazione era un'impostazione molto, mi dispiace, molto universitaria, nel senso molto accademica, se vogliamo dirla, non ovviamente di Stefano e Luca che hanno un'impostazione diversa, ma magari di altri professori universitari che hanno detto no, bisogna che noi facciamo le infrastrutture dappertutto, e questa cosa qua non sta funzionando, perché come avete visto prima, solo per le ciclovie nazionali, quelle 10 là, servono 2 miliardi e 2 miliardi non li tira fuori nessuno, né di destra, né di sinistra, né di centro, non tira fuori nessuno, quindi non preoccupiamoci che poi verranno fuori i soldi se cambia, no, i soldi non ci sono per queste cose qua. Grazie. Ma sono le 19:02. Naturalmente
c'è spazio per qualche domanda, i nostri tecnici sono qui. Come vi ho detto, l'obiettivo che la squadra, ovviamente, che noi come intesa programmatica d'area stiamo mettendo in piedi, è una squadra che a partire da quello che abbiamo in mano, ecco, senza aspettare una grandinata di milioni che non arriverà né dall'Europa né dalla Regione Veneto. Abbiamo avuto un incontro molto chiaro con l'assessore De Berti qualche settimana fa, come IPA Vicentine, no? Allora, come dire, la squadra qui presente, se avete qualche domanda, insomma, è a disposizione dei nostri sindaci che stanno già cominciando a mettere in piedi proprio delle delibere di indirizzo che contengono il seguente messaggio. Ok, sappiamo già che c'è una parte della nostra rete stradale che viene usata in questo modo. Bene, siamo disponibili, come dire, a valorizzarla, a renderla visibile non solo sulle mappe digitali, appunto, che ci chiamo Komoot, perché anzi alla tedesca forse bisogna dirla Komoot, no? Muoviamoci insieme, perché i tedeschi sono fatti così, e però, come dire, sono questi percorsi digitali oggi che muovono, per esempio, come dire, i turisti che sulle grosse linee ciclabili, io cito sempre quella di Grado, stanno sostituendo i visitatori che vengono con i mezzi normali. No? In questo momento quindi noi ci mettiamo a disposizione come squadra dei nostri sindaci, non solo quelli dell'IPA Alto Vicentino, ma anche quelli di Bassano, di Vicenza, come vi ho detto, per, come dire, cominciare a rendere visibili percorsi, no? E frequentabili percorsi che già oggi vengono usati in un certo modo e che sono la base della nostra mobilità attiva. Io anch'io sposo questo modo di dire, mobilità veloce, attiva e intelligente, non mobilità di vita. E vogliamo coinvolgere, oltre alle associazioni e ai tecnici che abbiamo visto oggi, anche i touring club, perché no, l'ACI, che sono associazioni che sono nate molti anni fa, quando c'erano anche poche automobili, proprio per rendere disponibili delle mappe, quando le mappe erano di carta, appunto, per quelli che volevano muoversi in maniera intelligente e fare attività turistica attraverso il mezzo intelligente dell'epoca, che era l'automobile, eccetera. Li coinvolgeremo perché su questi tracciati secondari, a nostro avviso, oltre che incentivare la ciclabilità, c'è la possibilità di incentivare tutte le cose importanti che sono la mobilità a chiamata, no? Quindi i furgoni, i van che possono dare dei servizi intelligenti in questa parte del territorio e che non possono, che sono servizi che non possono essere offerti dalle società di trasporto pubblico locale, come si chiama di linea, no? Perché sono, come dire, percorsi strani, con mezzi piccoli, a chiamata, che dovrebbero essere diventati degli strumenti di mobilità intelligente al lavoro o di servizio per i turisti. Quindi i lavori che abbiamo fatto ci dicono che il nostro territorio, come dire, ha delle potenzialità di attrazione di un certo tipo di turismo che non hanno espresso. Può essere una piattaforma di servizio per Venezia, per Brigata, per Padova, e però, come dire, deve ancora investire molto sulle strutture di ricezione. Sergio sarà ospite a volere un curatore quasi, tipo io conosco, è una struttura bellissima, no? Attiva, cioè
esistenti